Se Beppe sale, visto che è il gran maestro di tutta questa operazione, possiamo cominciare i nostri lavori. Anzitutto benvenuti, grazie per essere qui. Naturalmente siamo collegati da fuori per quanti ci seguiranno e sono sempre più, perché le cose in presenza purtroppo diminuiscono con una velocità che era imprevedibile e siamo qui un po' così per festeggiare, soprattutto a rendere omaggio a una parte importante di storia di Venezia. Non a caso il sottotitolo di questo incontro, meglio la parte più piccola del primo titolo di questo incontro, è la Venezia Magna di metà 400, nel riferimento a Francesco Foscari, cioè uno dei momenti più importanti, uno dei dogi più autorevoli, più per certi versi pesanti di tutta la storia di Venezia. Io sono un po' un infiltrato, perché non ero previsto. Sono venuto a nome dell'istituto a dare il benvenuto, a ringraziarvi. E vi risparmierò una cartella, poco più, di un po' apertura di lavori. Mi siedo, ripeto il grazie per essere qua e leggo. Gentili amici, graditissimi ospiti del nostro Istituto Veneto, tocca a me un'apertura dei lavori che avrebbe invece dovuto essere di Beppe Gullino, il quale, avendo la prima relazione, non si trova nella situazione più giusta per aprire i lavori. D'altra parte è stato lui l'ideatore di questo importante incontro e sarebbe spettato a lui, se non fosse anche il primo dei relatori, aprire i lavori. Quindi tocca a me una funzione ben modesta di chi una volta apriva le tende del teatro presentandosi con le parole «Io sono il prologo», aggiungendo poi qualche chiacchiera introduttiva che vi risparmio. Per il resto dovrò molto imparare, dal momento che da ricercatore la mia frequentazione di Francesco Foscari è stata abbastanza modesta. In tanti anni di lavoro spesso ho incrociato quel personaggio grandissimo che fu il Foscari, ma l'unica vera occasione di un incontro con lui è peraltro legata a una congiuntura un po' anomala che mi piace ricordare passando dalla storia alla lirica, all'opera in 3 atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Francesco Maria Piave, i 2 Foscari. Era presentata in prima assoluto al Teatro Argentino di Roma il 3 novembre del 1844, nella sua versione originale, e il successo fu enorme, tanto che nel giro di un paio di anni girò dovunque. Mi sono segnato, ho trovato per caso i libretti di sala del Teatro Carignano di Torino, il Comunale di Bologna, il Coppola di Catania, il Nazionale di Lisbona, il Re di Milano, il Teatro Italiano di Parigi, e mi fermo a 47. 47 perché è l'anno in cui venne alla Fenice questa opera. Verdi non era il primo a battere quella via. Alle spalle aveva in particolare il racconto che del Doge Foscari aveva fatto nel 1821 George Byron. George Byron era il 1821, se ricordo bene. Con quella sua opera, il racconto teatrale in versi, I 2 Foscari, una tragedia storica. E altri possibili importanti richiami non mancano. Penso alle 2 versioni del dipinto di Hayez ispirato al dramma di Byron, soprattutto quella dipinta nel 1338-1340, che era stata dipinta per l'imperatore d'Austria, che era Ferdinando I, non mi pare di ricordare, per l'imperatore d'Austria, ma era lui sicuramente. E poi il suo pendant ideale delle Gallerie degli Uffizi, realizzato tra il 1852 e il 1854, l'intervento del poeta Andrea
Maffei, per il poeta Andrea Maffei. Tuttavia mi sono perso in queste considerazioni soltanto per condividere in una prospettiva un po' diversa da quella per noi usuale degli storici le attenzioni che le vicende del doge Foscari, dal figlio Jacopo e delle avventure interne al sistema statuale veneziano erano e restano in grado di sollecitare a livello internazionale un'attenzione che non cala. Io stesso, confesso, ho avuto modo di approfondire con cura, sia pure marginalmente, le vicende di quel doge per un saggio che credo di non avere, ma forse pubblicato, ma non ne sono sicuro, perché non era una semplice occasione di ricerca, ma era la presentazione dell'opera verdiana al Teatro dell'Opera di Roma nel 2013. Comunque, restando al tema, quello che oggi importa in sede di convegno di storia non è affatto quella poca rispondenza della narrazione agli eventi, che peraltro quella volta lo stesso librettista Francesco Maria Piave dichiarava al momento della sua esecuzione nel 1844, importa l'attenzione che il nome stesso e il ruolo dei Foscari garantiva. Così nello stesso 1844, con scrupolo, scriveva che per l'affetto e per le esigenze inseparabili a questo genere di componimenti ho dovuto dar passo ad alcune licenze, io direi invenzioni assolute se uno rilegge il libretto, che dovuto dar passo a queste libertà, a queste licenze, piuttosto che perché scorgerli facilmente si possono, e per le quali chiedo indulgenza al punto lettore. Il successo internazionale era stato immediato e tuttora prosegue. Francesco Foscari e il figlio Jacopo continuano ad animare le scene dei teatri di mezzo mondo e poco importa che le loro vicende siano rivissute nell'ottica del palcoscenico. In fondo si tratta comunque di un omaggio a Venezia e alla sua storia. Ma a questo proposito la nostra prospettiva deve qui essere diversa. Non ci interessano le accuse di Jacopo Loredan, la consorte del più giovane Foscari, le afflizioni paterne, Niccolò Erizzo e i ruoli di brame, vendette, operazioni occulte, dolori e quant'altro portavano sul palcoscenico. A noi importa, ad importare come il nome di Venezia fosse il pur fantasioso presupposto allora di tutte queste vicende. Era la scena più adatta a livello internazionale per un fantastico racconto di storia reinventata. In altre parole, ritengo che le scelte del poeta Byron, del compositore Verdi, del librettista Piave, fossero anche un istintivo omaggio ad una realtà defunta quale era la grande vicenda storica di Venezia e delle esperienze foscariane. Spero non sia stato fuori luogo richiamare quest'eco teatrale delle vicende foscarine, quale segno, benché marginalissimo, di una tradizione che anche per imprevisti risvolti rimane viva, facendo di Venezia e di quanto le concerne un oggetto di attenzione. Poi ogni ambiente confermerà i suoi interessi con gli strumenti del proprio mestiere, teatrante, storico o che altro sia. Ma oggi parliamo di storia e non di storia, lo facciamo ad alto livello attraverso il contributo di chi ha accettato l'invito del nostro istituto ad essere qui per un impegno di cui, ripeto, vi siamo grati. È l'occasione per una meditata messa a punto di prospettiva su eventi che hanno segnato le vicende di quella Serenissima dai quali poteva davvero sentirsi turbata, vicende pericolose per certi versi. Il dogado di Francesco Foscari, dal suo inizio alla fine, merita attenzioni e studi di qualità, e quanto ci si è proposti anche con la nostra iniziativa. Il ventaglio di interventi messo a punto dai promotori dell'incontro è senz'altro di largo respiro. Il complesso dei contributi proposti, lo vedete sul libretto di sala, potremmo dire, si prospetta denso di contesti diversi e importanti. Si parte dalle vicende dei Foscari fino alla crescita della famiglia, al dogado di Francesco, con la concentrazione dei poteri dogali in una prospettiva principesca.
destinata a confrontarsi con la Milano di Filippo Maria Visconti. In questo quadro di forti dialettiche si colloca un evento per il quale si ricorda il matrimonio che vide l'unione tra i Foscari e i Contarini. Naturalmente tutto poteva essere ben sostenuto da una robusta macchina militare che aveva gli impegni dogali esprimersi anche in un forte sostegno della crescita alle imprese economiche, alle imprese commerciali, veneziane naturalmente, a largo respiro. La tradizionale proiezione marittima doveva poi trovare nei mutati contesti un nuovo equilibrio anche nelle proiezioni, per certi versi ottimistica come proiezione reale, verso la terraferma, nella non semplice logica di una Venezia Magna e nel quadro di una larga e complessa visione che trovava modo di esprimersi anche nella costruzione della domus magna della famiglia. Tutto questo comportava un impegno di aggiornata promozione anche artistica che evidenziasse la forza, la giustizia della signoria foscariana e in un impegno evidenziato fra l'altro dall'attività e dal richiamo in Venezia di maestranze e artisti, in buona misura toscani, di rilievo fortissimo. Tutto questo è quanto i lavori che si stanno per aprire ci propongono. Questo è quello che ci si preannuncia. Grazie dunque a tutti voi per l'attenzione e buon lavoro da parte del nostro Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Grazie davvero. Dopo questa chiacchierata forse troppo lunga, cominciamo subito i lavori. Cominciamo i lavori con Giuseppe Gondino che di questa iniziativa è stato in fondo il primo promotore. Ma no, non il è colpevole, vero. se ci sarà qualcosa da dire, la direte a lui. Io la mia parte ho cercato di fare. Mente sapendo di mentire. L'idea e il merito sono suoi. Solo che lo attribuisce a me perché ci ho fatto il suo lavoro su tutto. Inizia e qua dice il merito mio. È tutta una roba sua. Non è vero. Vabbè, ci vedremo dopo. Vabbè, dai, Un duello. Siamo dietro qualche cattedrale, come si dava una volta. Allora, io non parlerò del Doge Foscari. Quindi vi trovate questi temi a fare. Del Doge Foscari parleranno benissimo ad abbondanza altri relatori. Io parlerò di quello che avviene prima e quello che avviene dopo, cioè, di cui lui è l'anello e la cerniera, perché senza di lui si ridurrebbe ben poca cosa. Allora, inizio ponendo una domanda. L'elezione dell'unico Foscari alla principale dignità della Repubblica fu dovuta a una pianificata strategia familiare oppure alla sola capacità e fortuna dell'interessato? Ritengo prevalente la seconda ipotesi. E ora cercherò di dar conto di questo mio parere, risalendo alle generazioni che precedettero quella del Doge. Per orientarsi fra tanti personaggi, credo tuttavia opportuno premettere al testo questi concili alberetti genealogici Foscari. Allora, Oliviero che lì li sta mostrando, vai avanti prego, mostrali tutti. Devo fare io? Tirare innanzi, come dice Cedere a Ludico. Hello. Avanti ancora. Ecco, fermiamoci qua, grazie. Quindi con due dita vado avanti. Vi risparmio gli alberi, perché insomma sono una noia mostruosa e quindi se qualcuno poi avrà modo di leggere il testo, li trova e potrà orientarsi fra questa con la folla di Foscari, che peraltro furono una famiglia molto ristretta, erano 3 generazioni. Mi corregga Zorzi se sbaglio. Non sono in grado di correggere, forse Tonci è più il caso. Bravissimo, dai, qua giochiamo di modestia. Allora, inizio con questa premessa, non solo mercatura. C'è da presumere che i Foscari, come gran parte dei veneziani dotati di un
reddito significativo, nel XIII e XIV secolo si dedicassero alla mercatura. Se non che il personaggio che in qualche modo si può ritenere il capostipite della famiglia, il cavaliere Niccolò, 1295-1341, coltivò prevalentemente interessi fondiari, come prova il suo matrimonio con Balzanella da Peraga, appartenente a una delle più cospicue famiglie padovane. Ma anche Niccolò aveva ascendenti legati alla terraferma. I Foscari, infatti, provenivano da Zelarino, dove sempre conservarono qualche centinaia di campi che nel 1331 Giovanni IV di Boemia eresse in feudo, donde l'elmo in forma di celata che campeggia sulla facciata del palazzo sul Canal Grande. Eccolo qua, noi sappiamo che c'è questo elmo che proprio è sulla facciata del palazzo di Ca' Foscari. Feudo in realtà era una signoria rurale, ma non cavilliamo troppo su queste definizioni. L'interesse prevalente di Niccolò, insomma, fu per la proprietà feudale e fondiaria, ma soprattutto in ambito familiare, cioè non si occupò di navigazione, di mercatura. Oggi correttimi se sbaglio, Allora, ma soprattutto in ambito familiare ebbe grande importanza il suo matrimonio di questo Niccolò Foscari con Franceschina Valaresso, vedova e ricca erede di Marino Michiel, il suo secondo marito. Scusate, Enrico Michiel. Il secondo marito, Michiel Scazzo, era la denominazione di questo ramo di Michiel. Il secondo marito di questa Franceschina Valaresso, che poi lei è la chiave di volta delle fortune dei Foscari. Il secondo marito, Giovanni Foscari, morì nel 1380, ma Franceschina gli sopravvisse per molti anni e nel testamento, steso all'inizio del 1403, lasciò erede delle sue proprietà, che si trovavano a Saint-Simon, il figlio di conversazione ferroviaria, per intendersi, il figlio Franzi. Costui sposò una greca, Sterina Buaspatas, figlia del despota di Lepanto. Sterina aveva portato in dote al marito il castello di Dragomesto. Allora, questo feudo di Dragomesto era praticamente nel Golfo di Corinto, vicino a Patrasso. Questo era il castello che questa Buaspatas, famiglia di origine albanese, però aveva questo feudo in Grecia, aveva portato in dote al marito, che però Franzi Foscari, che però non rimase a lungo in possesso dei Foscari, questo feudo, sicché non gli rimase a Franzi che dedicarsi alla carriera politica. A Venezia, pertanto, quale consigliere ducale anziano, sarebbe toccato proprio a lui, il 15 aprile 1423, l'onore, l'orgoglio e la soddisfazione di mettere sul capo al nuovo doge, al nipote, il corno ducale. Franzi non era riuscito a diventare un despota in Grecia, ma il destino gli aveva donato il nipote che avrebbe segnato un'epoca. Veniamo al padre del doge, Niccolò. Sin qua si è parlato di Franzi, lo zio, assai meno di suo fratello Niccolò, che pure fu padre del futuro doge, forse perché questo Niccolò morì 11 anni prima di assistere al trionfo del figlio, ma forse anche perché sembra non aver riscosso troppe simpatie in famiglia. In conclusione, a mio avviso, non solo Niccolò, ma neppure Franzi, se non nelle ultime fasi del conclave, furono artefici della elezione di Francesco Foscari al dogado, che fu per tutti evento improvviso e imprevisto, ascrivibile alla sola abilità politica del Foscari, che seppe gestire esemplarmente tutte le fasi della elezione, conclusasi nell'arco di soli 6 giorni, il 15 aprile 1423. Per i Foscari Francesco sarebbe stato l'unico doge della casata, grande e irripetibile. Dopo di lui, infatti, si susseguono 3 generazioni di personaggi di scarsa levatura, fino ad Alvise, 1521-1606,
1600 e Niccolò 1518-1560, che nel 1559 affidarono a Palladio la costruzione della Malcontenta. Una villa porta ai margini della laguna, evoluta come soggiorno in terraferma, raggiungibile rapidamente in barca. Non certo quale centro agricolo, priva com'è di Marchesse. Comunque qua abbiamo il parone a questa villa, se qua. Diversamente dalla villa veneta, non è il centro di un'attività agricola, di uno sfruttamento fondiario, è semplicemente una villa da diporto ed è ai margini della laguna. Cioè, di solito le ville le collocavano in collina o comunque dove l'aria è meno intrisa della sedine veneziana. E invece no, questa villa qua la fanno proprio a 2 passi dalla laguna, si potrebbe dire. Ed è una villa che era praticamente una duplicazione del palazzo veneziano, porta in terraferma, dove c'era più libertà di azione in tutti i sensi, porta in terraferma, ma come luogo di svago e di recupero della salute per chi non ce l'aveva più. Una villa quindi porta ai margini della laguna, evoluta come soggiorno in terraferma, raggiungibile rapidamente in barca, non certo quale centro agricolo priva, come dicevo, di Marchesse, nonostante Alvise Cornaro avesse esaltato 18 anni prima la santa agricoltura come base della ricchezza. Alvise Cornaro lo conosciamo tutti come un incredibile, geniale lestofante che imbrogliò tutti, a cominciare dai parenti più prossimi, ma su questo insomma vi rinvio alle opere che su di lui sono state scritte, a cominciare dalla breve biografia del dizionario biografico degli italiani. Questa è la villa Malcontenta. Allora. Siamo quindi di fronte, una volta di più, alla constatazione che stiamo occupandoci di una famiglia in controtendenza e per vari aspetti anomala. Mi fermo qua, per quanto attiene la discendenza diretta del Doge, e non presenta personalità di rilievo in campo politico. Per trovarne una davvero emergente, in grado cioè di imporsi nella scena politica veneziana, bisogna rivolgersi a un altro ramo dei 3 che ebbe questa ristretta famiglia, questo ristretto casato, ossia ai discendenti del fratello minore del Doge, Marco, nipote del Doge Francesco, cugino e collaboratore di un altro grande Doge, Andrea Gritti. Questo Foscari, Marco Foscari, era del ramo a San Simone. E qui ho un altro alberetto che però vi risparmio. Marco, che continuò a risiedere nella tradizionale abitazione a San Simone, ebbe 3 figli maschi, che nel 1475 acquistarono il complesso dell'Arena di Padova, con un vasto palazzo, demolito alla fine dell'Ottocento, e annessa Cappella degli Scrovegni, la quale, come la casa a San Simone, sarebbe rimasta in proprietà dei Foscari sino alla morte dell'ultimo esponente della famiglia, Marta, che morirà nel 1858. Questo è il Palazzo dell'Arena. Vedete, sulla destra voi vedete la Cappella degli Scrovegni, in Piazza Levitani, vicino a Piazza Levitani, qui c'è la Cappella degli Scrovegni e accanto c'era questo palazzo che sussiste ai primi dell'Ottocento, come mostrano la foggia del vestire delle creature che vedete dipinte là nel prato. Quindi il palazzo era ed era grande, era un bel palazzo. Devo dire però che era difficile abitarvi, perlomeno a lungo. Era difficile abitarvi per l'aria che era assolutamente insalubre. C'è uno scritto, Grimani, il quale scrive il figlio, era cardinale ma c'era pure un figlio, ma quella volta non sottolineavano troppo su questi dettagli. No, non era il caso. E insomma lui scrive al figlio: ringraziate per conto mio il signor Foscari per avermi offerto ospitalità in questo suo palazzo all'Arena di Padova. Però è talmente insalubre, talmente umido questo palazzo che è impossibile abitarvi. Per cui cercherò case lì vicino, per in modo poi ringraziarlo lo stesso, eccetera, eccetera, e queste cose. Quindi il palazzo
Perché era così? Perché aveva una pozzanghera d'acqua che infatti ha minacciato a lungo la cappella degli Scrovegni. E ogni tanto salta fuori di nuovo questo problema di un'infiltrazione d'acqua che evidentemente probabilmente deriva dal Brenta. Questo era il palazzo Foscari, vedete, era un palazzo di straordinaria ampiezza, bellissimo. Solo che appunto aveva questo problema che era del tutto inabitabile, o quasi del tutto inabitabile. Che fine ha fatto questo palazzo? L'ultima Foscari di questo ramo, Marta, muore lei nel 1858, il palazzo passa ai Gradenigo che a fine secolo lo fanno demolire. E adesso non c'è più niente, c'è la cappella degli Scrovegni, la vedete lì, che è isolata però, e non c'è più nessuna costruzione accanto. Torniamo ai nostri Foscari, cioè all'altro ramo del Foscari, cioè Marco Foscari, il nipote. Marco nella giovinezza, quindi lui era figlio di Giovanni, fratello del doge. Marco nella giovinezza si occupò di mercatura, ma l'elemento qualificante della sua vita fu l'attività politica, e questo fu un grosso personaggio. Sposatosi giovane con Orsa Cappello, nipote di un procuratore di San Marco, Foscari iniziava la carriera politica con l'elezione a Salviato agli Ordini, nel primo semestre del 1500 in punto. Tuttavia, la sua naturale propensione al comando finì per alienargli l'animo dei senatori e a penalizzarne il cursus honorum. Oltretutto, il Salviato agli Ordini non si rivelò la premessa per un'ulteriore ascesa alle maggiori cariche dello Stato, poiché sopraggiunse il dramma di Agnello. Pertanto, solo dopo una faticosa ispezione alle Camere Fiscali Venete e Lombarde, protrattasi dal 1516 al 17, il nostro Marco riuscì a recuperare la fiducia del Senato e l'elezione a Savio di Terraferma. E questa nomina gli dischiuse finalmente l'adito alle maggiori magistrature dello Stato, meglio se lontano dalla patria. Fu pertanto ambasciatore a Roma nel 1523-26, poi a Firenze nel cruciale 1527. Su questi e i successivi incarichi rievio alla voce dedicata del personaggio nel dizionario biografico. La svolta decisiva, o per meglio dire punitiva, della sua vita, che gli costò non solo il dovuto riconoscimento all'opera prestata, ma anche la fama che la sua carriera avrebbe ampiamente meritato, fu però un incidente di percorso, un gravissimo, imperdonabile incidente. Accadde nel 1539, a neppure un anno dalla scomparsa del cugino, il doge Andrea Vinti. Il 17 novembre 1539, dicevo, Foscari propose di delegare al Consiglio dei 10 la nomina di una commissione di 50 senatori per trattare la pace con i turchi, con i quali Venezia si trovava in guerra. Il Consiglio dei 10 si va, non il Senato, quindi lui propone di affidare al Consiglio dei 10 e non scavalcando il Senato. In sostanza, la proposta del Foscari, se accolta, avrebbe comportato un restringimento in senso oligarchico dell'assetto costituzionale della Repubblica, la quale stava attraversando un periodo difficile sul piano politico, come dimostra la creazione degli Inquisitori di Stato che è del settembre 39. La creazione degli Inquisitori che affidava a soli 3 patrizi, lo sappiamo, vasti poteri, sino ad allora del Consiglio dei 10. Mesi dopo, il suggerimento del Foscari rappresentava dunque una ulteriore svolta della Costituzione veneziana, un mutamento in senso oligarchico, donde il riproporsi di antiche e non sopite diffidenze verso l'autoritarismo del personaggio, la cui proposta non venne accolta non solo, ma sull'uomo cadde una sorta di damnatio memoriae, per cui non fu effigiato a Palazzo Ducale, non fu eletto procuratore, non fu lodato dalla pubblica storiografia. Allora voi direte, perché occuparsene? Per le 2 splendide relazioni alle quali accennavo qualche riga sopra. Quella fiorentina era nota da sempre e dopo l'edizione dell'Alberi è stata ripubblicata da Angelo Ventura nel 1976.
Foscari la lesse in Senato nel marzo del 28, cercando di ottenere il gradimento dell'Assemblea, con la prospettiva che, così disse, l'imperatore e il re di Francia fossero uccellazzi che volavano per l'Italia, ma non possono ponere qui stabile il piede. La serenità vostra ha stato qui in Italia e intende bene il modo di governare. Pertanto io dirò qualcosa qua su quella romana, che ebbi la fortuna di scoprire nella versione integrale e pubblicare. Era una busta del fondo Gradenigo Rio Marino. Qual è l'importanza di questa relazione originale? Nell'essere stata stesa prima del sacco di Roma, per cui risulta un documento unico nel suo genere, dove sono riportate le entrate, le spese, i bilanci della tesoreria apostolica, dati che possediamo solo dopo il 1527, ossia post res perditas, dopo la distruzione dei saccheggi perpetrati dai Lazicheni. Ma perché Foscari non volle leggere né consegnare alla cancelleria ducale la relazione originale, oltretutto splendida per acume introspettivo, completezza documentaria, finezza stilistica? Solo nel luglio del 33, tranquilli mi avvio a concludere, per obbedire a una disposizione di legge egli consegnò un breve riassunto, giustificandosi col fatto che la caduta della Seconda Repubblica Fiorentina e la restaurazione del governo mediceo rendevano inutile il ricordo di troppe particolarità. Di lì a poco, tuttavia, prese a circolare non solo a Venezia, ma anche nei principali centri europei, la relazione più ampia, che fu evidentemente elaborata dal Foscari per fini diversi da quelli inerenti all'adempimento di una prassi burocratica. Allora, lo scopo potrebbe essere collegato al progetto di revisione giuridico-costituzionale promosso da Giorgio e suo cugino, cioè Andrea Gritti, un tentativo ispirato a una concezione oligarchica dello Stato, in linea con la visione del Foscari. Grazie. E quel diabolico personaggio geniale, assolutamente incredibile, che è Alvise Cornaro, si chiamava Luigi dei Righi. Ha cominciato a imbrogliare già col suo nome, dicendosi che discendeva da un conte di Cornaro, durante il ritorno dalla Grecia la nave naufraga, carica di tesori, ma lui fa i soldi come amministratore, come avvocato, non era laureato. Però lui aveva una dialettica tale per cui sconfiggeva i migliori avvocati del momento. E dopo scrive di tutto, scrive il trattato della vita sobria, in cui dice: guardate, se volete vivere a lungo, come me, una volta dice di avere 85 anni, una volta 90, una volta 95, insomma, se volete vivere come me, smettete di mangiare. Dice no, poi lui ha scritto un trattato della vita sobria, in cui dice cosa si può mangiare, e mangiava come un maiale, mangiava di tutto, carne, porseo, quindi imbrogliava in tutto. Però guardate, questo è il quadro di Tintoretto, lui volle accanto a sé Ruzzante, l'architetto che fa le porte di Padova, Falconetto, e quindi era un tale scout eccezionale. Lui capiva il valore della gente e sapeva valorizzare naturalmente se stesso. Il suo progetto qual era? Siccome possedeva una parentesi brevissima, possedeva 1600 campi a Calcinara, grosso modo tra Mira e Chioggia. E allora vi fa una proposta: interiamo metà laguna di Venezia, tanto è inutile averla così grande. Noi tra Malamocco e Mira facciamo una bella barriera, e facciamo una bella barriera e facciamo tanti bei campi. Più ne aveva 1600, quindi a lui andava benissimo questo. Ricorda qualcuno, molto recente. Ah, sì. Vuoi spiegare meglio? No, Non è il caso. Non siamo Esatto. Bene, allora, per fortuna nostra, di noi della Laguna Veneta e dei veneziani, lui ha trovato un formidabile avversario nel Sabadino.
Niccolò Sabadino Chioggiotto, il quale è riuscito a controbattere le sue peraltro acutissime osservazioni. E insomma questi sono andati avanti 30 anni a battagliare con scritti di idraulica dove Cornaro non aveva nessuna preparazione, però aveva una capacità incredibile, e un'intelligenza non minore, per impostare e risolvere i problemi. E non è riuscito a prevalere, però Cornaro, per fortuna nostra, non è riuscito a prevalere, perché i savi e le acque hanno dato appoggio a Sabadino e i suoi desideri, insomma, che erano poi la volontà della Repubblica, quindi di conservare la laguna nella ampiezza naturale, in modo da consentire il deflusso delle maree che la manteneva salubre. Ecco. Torniamo alla malcontenta, va, facciamo un omaggio a Tonci Foscari qua, che questa è di casa sua. Allora, quindi, scusatemi, avevo interrotto il discorso. Ecco, quindi dicevo che questo Marco Foscari aveva una visione fortemente oligarchica dello Stato, in linea appunto. Si spiegherebbe in tal modo lo spirito che anima lo scritto, permeato da disprezzo verso gli elementi popolari presenti nella società fiorentina, dove, cito, tutti sono artefici e i primi che governano il Stato vanno alle botteghe e lavorano. Una pesante e chiara stigmatizzazione, donde, come ho detto, la disgrazia politica del personaggio e il silenzio che cadde su tanta parte della sua azione. Dopo di lui non ci furono più Foscari di sicuro rilievo nella Serenissima. Le fortune della famiglia non superarono l'arco di un secolo. Un secolo separa anche l'elezione all'apice del governo della Repubblica dei due più grandi doci della Serenissima. Francesco Foscari, eletto nel 1423, Andrea Gritti nel 1523. In seguito sul trono ducale gli succedettero personaggi anche di notevole levatura, uomini che avevano ben meritato dello Stato, ma certo non paragonabili a Foscari e Gritti. A dire il vero, dal 1688 al 1694 troviamo Francesco Morosini, il peloponnesiaco, ma la sua elezione fu una sorta di premio alla carriera, perché costui non fu un politico, ma un coraggioso e fortunato condottiero che guidò di persona la lotta antiturca e combattendo morì a Nauplia in Grecia. Dopo di lui il diluvio. Signori, ho finito. Molti complimenti per questa transazione, direi che saranno forse domande da fare. Non mi fa dove ricordi? No, adesso dobbiamo cambiare tutti i visi, facciamo 2 minuti di pausa, 2 e poi riprendiamo. Benissimo. Bene, riprendiamo i nostri lavori con l'intervento di Dennis Romano, che ringrazio per essere qua oggi con noi, e se il computer è pronto per partire possiamo iniziare questa lezione, questo intervento che sarà dedicato a Francesco Foscari, un doge del Rinascimento. Prego. Allora, vorrei ringraziare l'Istituto e il Comitato Scientifico per l'invito a partecipare in questo convegno su Foscari, che sono in un certo senso legato al doge Foscari. Una delle sculture più importanti della Venezia tardo-medievale è questo tondo montato sulla loggia del Palazzo Ducale. In esso una figura femminile siede su un trono salamonico. Alla mano destra brandisce una spada, mentre nella sinistra dispiega un rotolo con l'iscrizione Fortis just trono, furias mare sub pede pono. Figure di discordia e sedizione si rannicchiano ai suoi piedi e sopra le onde del mare.
facilmente scambiate per una personificazione di giustizia, l'iscrizione sopra le spalle non lascia dubbi sulla sua identità, rappresenta Venezia. Il tondo servì da modello per il rovescio della medaglia del doge Francesco Foscari attribuita ad Antonio Gambello. Le due immagini sono sorprendentemente simili, tranne che Venezia ora tiene uno scudo nella mano sinistra. Ma il cambiamento più importante riguarda l'iscrizione. Non è più semplicemente Venezia, ma Venetia Magna, da cui deriva il nome di questo convegno. Nel secolo tra la creazione del tondo, probabilmente al decennio 1350, il timbro della medaglia, datato al decennio del 1450, Venezia si era evoluta da una città-stato con possedimenti d'oltremare in una potenza mediterranea e un potente stato regionale sulla terraferma. Infatti, quando la medaglia fu prodotta, Venezia era, almeno in ambito politico ed economico, all'apice del suo potere. Comincio con la medaglia perché ci dice molto sul Dogato durante il regno di Foscari. La creazione di medaglie personali fu un atto principesco nell'Italia rinascimentale, come indicano questi esempi dei contemporanei di Foscari. Modellate su antiche monete greche e romane, le medaglie dei sovrani sono entrate in voga nell'Italia del 400. La commissione di tali medaglie fu un atto stravagante che comportavano l'impiego di abili artigiani e l'uso di metalli preziosi. Eppure qui abbiamo Foscari, il leader di un regime repubblicano impegnato in un comportamento sfacciatamente principesco. La medaglia ci porta così al cuore della questione al centro del mio intervento, cioè la figura del doge nel Rinascimento e il ruolo di Foscari nella sua creazione. Uno dei temi costanti nella storia di Venezia è la figura paradossale del doge, che era allo stesso tempo il capo esecutivo del governo e il capo principesco dello Stato. Soprattutto sul fronte internazionale, Venezia aveva bisogno di sottolineare gli attributi principeschi del doge, poiché ciò contribuì a rafforzare la posizione e l'indipendenza di Venezia dal Sacro Romano Impero e del Papato. Le insegne regali che venivano portate nelle processioni dogali, i cosiddetti trionfi, trasmettevano questo messaggio attraverso pratiche rituali. Così anche le immagini dipinte del pace di Alessandro III, quando il doge Sebastiano Ziani, medio tra Alessandro e l'imperatore Federico Barbarossa. In questo esempio manoscritto datato circa 1370, l'artista Giustino da Forlì ha sottolineato lo status di Venezia raffigurando Ziani, Alessandro e Barbarossa di uguale altezza e sullo stesso piano. Nella sfera politica interna, al contrario, il doge era visto semplicemente come il capo di Stato eletto, i cui poteri erano accuratamente circoscritti dalla permissione che girava entrando in carica. Nell'arena interna, l'uguaglianza teoretica di tutti i membri della nobiltà doveva essere mantenuta legalmente e anche in termini di stile di vita. Qui l'ideale era mediocritas, il rifuggire di una cospicua esibizione principesca a favore della modestia repubblicana. Queste visioni contrastanti del Dogato non furono mai definitivamente riconciliate. Infatti è possibile tracciare durante la storia della Repubblica momenti in cui il pendolo oscillava in una direzione o nell'altra. Durante il regno di Marino Falier, per esempio,
il desiderio di imitare i signori delle città-stato vicine spinse Fourier nel suo sfortunato colpo di Stato. Poi, per quasi 70 anni, il pendolo oscillava nella direzione opposta. Ma quelli furono anni epocali in cui Venezia sconfisse definitivamente la sua rivale marittima Genova e intraprese una campagna di espansione territoriale per controbilanciare i nuovi stati regionali emergenti in Italia, specialmente Milano. Ma lo stato da terra appena acquisito presentò a Venezia due problemi non facilmente risolvibili. In primo luogo, il nuovo Stato richiedeva a Venezia ad accelerare i suoi processi decisionali. La grande distanza tra Venezia e i suoi possedimenti d'oltremare aveva permesso un processo decisionale piuttosto tranquillo, poiché era impossibile trasmettere rapidamente ordini a quei territori. Ci vollero in media 30 giorni perché le notizie arrivassero a Venezia da Costantinopoli e 60 giorni da Alessandria, e poi lo stesso tempo per le risposte governative raggiungessero la loro destinazione. Al contrario, ci sono voluto in media 3 giorni perché le notizie arrivassero a Venezia da Milano e solo 8 ore per le notizie per arrivare al Palazzo Ducale da Padova. Ora gli avvisi sui movimenti delle truppe, le incursioni di confine e le rappresaglie contro i mercanti richiedevano risposte quasi immediate. A questo proposito, Venezia, come regime repubblicano, era in svantaggio rispetto ai stati principeschi, in cui il processo decisionale era incentrato sul principe e sui suoi familiari più stretti. La necessità di agire rapidamente portò a una concentrazione di potere nei consigli di governo più piccoli, il Senato, ma più specialmente nel Consiglio dei 10 e nel Consiglio ducale. Qualcosa di simile accade in Firenze repubblicana, dove il processo decisionale comincia a concentrarsi intorno ai medici e alla loro stretta cerchia di associati. Vale la pena notare come i principi stranieri non riuscirono a capire come funzionava il governo veneziano. I ben documentati tentativi di Sforza, Visconti e altri signori di corrompere Jacopo, il figlio del doge Foscari, indicano che credevano che il modo di influenzare la politica veneziana fosse attraverso la famiglia del doge, qualcosa che aveva perfettamente senso quando si trattava di un regime principesco. Il secondo problema che lo Stato da terra presentò a Venezia era decidere come incorporare i territori appena acquisiti nella politica. Non sto parlando di incorporazione amministrativa o legale, ma piuttosto di incorporazione culturale. Le tradizioni delle città della terraferma erano molto diverse da quelle di Venezia. Innanzitutto, quelle città avevano un passato antico che era ancora visibile in monumenti cospicui come l'Arena di Verona. La rinascita classica, evidenziata dallo sviluppo dell'umanesimo e dalle innovazioni nella pittura e nell'architettura, entrambe caratteristiche del Rinascimento, ha avuto origine sulla terra. Venezia non aveva autentiche tradizioni antiche a cui attingere. Inoltre, molte di queste stesse città erano profondamente imbevute di tradizioni cavalleresche che si adattano a disagio a Venezia. Questi due problemi o imperativi, la necessità di velocità
e la necessità di legare culturalmente la terraferma alla capitale fecero oscillare nuovamente il pendolo ducale e spinsero Foscari nella direzione del dominio principesco. Le prove di ciò si trovano in numerose sfere. Esaminerò brevemente la concentrazione del potere in circoli ristretti, poiché questo processo è ben noto. Cito solo l'istituzione di un nuovo organo deliberativo, il Consiglio dei 100, che fu creato in dicembre 1425 per gestire le questioni relative alla prima guerra Visconti-Venezia, che è una responsabilità che normalmente avrebbe rivestito nel Senato. Secondo la cronaca di Zorzi Dolfin, fu istituito, cito, a cagion delle cose della dita guerra se governassi con miglior modo e ordine e ben. In altre parole, in modo più efficiente. Ma l'opposizione al Consiglio crebbe. Nel 1428 il Maggior Consiglio non riuscì a rinnovarlo con un voto sbilenco. I membri della base erano preoccupati che non fosse mai stabilito un termine d'ufficio per i membri del centro e che il centro potessero trasformarsi in un organo permanente e fisso invece che a rotazione dopo regolare elezione. Minacciava ciò che descrivono come la equalitas dei membri della nobiltà. Nel 1431 Foscari e i suoi consiglieri ducali tentarono nuovamente di snellire il processo decisionale con una proposta di creare una speciale assemblea formata da 90 savi per affrontare questioni importanti come la guerra, ma non riuscì ad essere approvato dal Maggior Consiglio. Ma era il secondo imperativo, le azioni di Foscari per allineare Venezia alle tradizioni cavalleresche e classiche della terraferma che sembravano spingere il dogato nella direzione principesca. Ciò è più evidente nello stravagante matrimonio che Foscari organizzò per il figlio Jacopo con Lucrezia Contarini nel 1441, di cui sapremo di più da Matteo Castini. Il doge spese generosamente per le nozze, pagando 2.000 ducati per 4 abiti per Lucrezia e 8.000 ducati per una collana che era stata recentemente indossata da Amadea, figlia del marchese del Monferrato, mentre si dirigeva verso suo marito Giovanni II, re di Cipro. I fratelli di Lucrezia scrissero che questi doni sarebbero stati sufficienti per ogni gran regina. I festeggiamenti nuziali di più giorni a cui parteciparono ambasciatori stranieri includevano almeno 2 giostre o tornei. Il doge trasformò quello che avrebbe dovuto essere un affare privato di famiglia in un affare di Stato. I fratelli di Lucrezia scrissero addirittura che quando Lucrezia doveva prendere il posto della dogaressa a una festa che stavano ospitando, sarebbe stato in pe della dogaressa, cioè nei panni della dogaressa. Come chiarisce questa osservazione, alcuni osservatori diffidenti potrebbero aver visto le azioni di Foscari come virando verso una rivisitazione ereditaria della carica ducale. Un'analogia visiva al matrimonio e la porta della carta, il grande ingresso cerimoniale nel palazzo ducale che fu completato meno di 2 anni prima del matrimonio. Questo elaborato complesso architettonico e scultoreo combinava la forma sacra di un tabernacolo con i rudimenti di un porta a 2 torri, un antico tipo architettonico
allora in fase di rinascita, specialmente nel Regno di Napoli. La caratteristica più sorprendente era la figura del doge inginocchiato davanti al leone. Il fiorentino Jacopo da Bizzotto Guidi descrive la porta come una porta reale. Ancora una volta qualcosa di simile stava accadendo a Firenze, dove nell'adorazione dei magi di Benozzo Gozzoli i medici si erano raffigurati in un'estetica gotica internazionale intrisa di sensibilità cavalleresca. Ma i medici lo fecero nello spazio privato del Palazzo Medici, Foscari sull'ingresso pubblico del Palazzo Ducale. Foscari fece anche molte aperture alla rinascita greco-romana nell'umanesimo, nell'arte e nell'architettura, come un altro modo per legare meglio lo stato da terra a Venezia. Foscari si assicurò che Jacopo ricevesse un'educazione aggiornata nel nuovo curriculum umanistica. Il doge stesso sembra aver condiviso questi interessi intellettuali. Aveva una reputazione di eloquenza. Il cronista Antonio Morosini scrisse che quando il doge rispondeva agli ambasciatori genovesi, lo faceva in buon latino. Durante il regno di Foscari, Venezia fece anche alcune prime mosse per adottare il classicismo in architettura, qualcosa che la città fu lenta ad abbracciare, poiché guardava ancora Bisanzio come la sua stella polare culturale. Questo è più evidente nell'arco Foscari. L'arco così come ora è il prodotto di 3 diverse fasi costruttive. La fase Foscari è costituita da solido ma aggraziato arco a tutto sesto del piano terra. L'arco raffigurato nel mosaico della dormizione della Vergine nella Cappella Moscoli in San Marco rende in qualche modo l'idea di come potesse apparire la struttura originale. In questa prima fase il monumento terminava a quel livello. Il mosaico offre anche la prova di un crescente apertura allo stile pittorico più naturalistico che si era sviluppato a Padova e Firenze. Questo è evidente nel disegno di Andrea del Castagno per le 2 figure in lutto a sinistra. Ma lascio questo argomento per ulteriori sviluppi di Rella Padotto. Certamente il progetto di costruzione più imponente del doge fu Ca' Foscari. Ca' Foscari è stata una celebrazione della famiglia di fronte ai scandali che coinvolgono Jacopo, ma aveva anche un significato internazionale come un rimprovero a Francesco Sforza, che mentre era in servizio militare veneziano fu insignito dal Palazzo delle 2 Torri, che originariamente sorgeva sul sito, e una sfida all'alleato di Venezia diventato nemico prossimo dei Medici, che era in procinto di costruire il suo palazzo di famiglia a Firenze. Ca' Foscari era intrisa di associazioni sia classiche, i putti che reggono lo stemma dei Foscari, che cavalleresche, l'elmo con panneggi fluenti sormontato da leone di San Marco, come abbiamo sentito da Peppe. Allo stesso tempo sembrava evidenziare la lealtà a volte divisa del doge verso la sua famiglia e verso Venezia, e minacciava l'ideale di mediocrità al centro dell'ethos repubblicano della città. Ha portato alla ribalta tutti gli impulsi contraddittori al centro del regno di Foscari. Voglio essere chiaro, non credo che Foscari aspirasse alla dittatura.
Non era un marino faliero che voleva sovvertire un governo. Il suo monumento a Jacopo lo indica. Quando nel 1456 Jacopo supplicò suo padre di non rimandarlo in esilio a Creta, Foscari rispose, secondo il cronista Dolfin, cito, Jacopo va, obbedisce quel che vuol la terra e non cercar più oltre. Fine citazione. Ma le azioni di Jacopo avevano evidenziato la lealtà a volte divisa del doge verso i suoi ruoli di pater familias e pater patriae, e anche solo debolmente ha riportato alla mente una delle grandi paure al centro del governo veneziano, quella di un ducato ereditario. Alla fine del regno di Foscari era chiaro che il pendolo aveva di nuovo oscillato troppo nella direzione del governo principesco e la rimozione forzata del doge dal trono fu la correzione. L'odio di Loredan fu uno dei fattori della deposizione, così pure le legittime preoccupazioni circa la capacità del doge vecchio e indebolito di svolgere le responsabilità del suo ufficio. Forse lezione per Joe Biden, non lo so. Ma il motivo più grande dietro la deposizione era la necessità di ristabilire il doge come capo del regime repubblicano, non come principe, e di spingere contro la concentrazione del potere in circoli più ristretti del governo. A questo proposito, non è un caso che appena un anno dopo la destituzione di Foscari sia stato imbrigliato anche il potere dei 10. Per molti versi, l'elemento più importante della creazione fu quello per cui ai 10 fu proibito di privare i parenti dei nobili condannati del diritto di ricoprire cariche o dei loro diritti giudiziari. In altre parole, i figli non dovrebbero essere castigati per i peccati del padre. Nell'approvare il provvedimento, i 10 hanno rivelato che non era opportuno negare ai membri della nobiltà i privilegi che le loro, ancora cito, nobili origini e libertà e le leggi della città di Venezia, fine citazione, conferivano loro, né era giusto per nessuno portare il carico di qualcosa di cui non aveva colpa. Con la deposizione si riaffermò il principio del doge come primus inter pares e con la correzione si riaffermò l'uguaglianza teorica della nobiltà e l'ethos de mediocritas. Ho iniziato con immagine visiva, quella della medaglia Foscari, il suo rovescio di Venetia Magna. Concludo con immagine verbale. Appare nel De Concordante Poetarum Philosophorum et Theologorum di Giovanni Caldiera, in cui l'autore viaggia attraverso diversi regni mitologici prima di incontrare Foscari. L'incontro avviene in una città insulare dove il doge siede alla base del trono della dea res publica. Intorno al doge ci sono altri membri del governo disposti secondo il rango. Eppure anche qui le contraddizioni sempre irrisolte nel cuore del dogato sono evidenti. Sebbene Foscari siede ai piedi della Repubblica, rimane nel contesto una figura quasi regale al servizio della Repubblica Veneta. Grazie. Grazie per questo intervento sul quale poi ci sarà altre occasioni naturalmente di intervenire. Procediamo chiamando Pier Alvise Zorzi. Molto bene. L'argomento è quello che avete visto sul programma, Venezia versus Milano,
il match del secolo, personaggi e interpreti. Ecco, io ringrazio quelli che incautamente mi hanno invitato, sapendo... No, non esagerare. Però no, perché siamo sempre molto cauti. ma in un certo senso rappresento quello che shakespearianamente si chiama il comic relief all'interno della commedia. Bene, allora succede che per 31 dei 34 anni di dogado di Francesco Foscari si scontrano in effetti due potenze in espansione, è un clash vero e proprio di due potenze in espansione, Venezia e Milano. Da ambo i lati si avvicendano le star del mestiere delle armi, che sono comprati e venduti e cambiano campo, come i moderni goleadores, dotati di fama, fans e un alto tariffario anche, vengono pagati bene. Ecco quindi che il mio intervento si propone di divertirvi con un ardito parallelismo fra condottieri e calciatori. Ma del resto le partite di calcio sono una faida ritualizzata tra due fazioni, tra opposte città o fazioni nello stesso comune. Invece di Guelfi e Ghibellini abbiamo Roma e Lazio, Juventus e Torino. Chi è il ghibellino fra Juventus e Torino? No, ma non lo sapete. Genoa e Sampdoria, Chievo e Verona, con la differenza che i giocatori di calcio non impugnano armi e i consulenti freelance non lanciano cariche di cavalleria. Sarebbe forse più divertente. Vi presento quindi i migliori partecipanti a questo match che emergono dalla storia con alterna gloria, dalla cui abilità dipesero letteralmente i destini di due grandi nazioni d'Italia ed Europa. Del resto l'aveva profetizzato Tommaso Mocenigo: sarete vassalli delle fanterie, degli uomini d'armi e dei capitani. Questo lungo match tra Milano e Venezia dura dal 423 al 1454, intervallato da tregue, paci poco stabili. Comincia il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, che è questo faccione che vedete qui, e poi scende in campo anche il doge di Venezia, Francesco Foscari. Vengono tirati in ballo anche Firenze, il duca di Savoia, l'imperatore Sigismondo, gli Angioini, gli Aragona, il Papa, e scusate se ho dimenticato qualcheduno, ma in un fluido gioco di alleanze che coinvolge migliaia di uomini e soprattutto, secondo Scipione Ammirato, tutti i più famosi capitani che allora c'erano in Italia in quel tempo, in quella guerra occupati. L'un contro l'altro armati sono due padroni di squadra, ricchi, potenti, spregiudicati. Da un lato c'è il faccion de tromba, come si dice a Milano, Filippo Maria Visconti, misantropo, personaggio stranissimo, un misantropo solitario, manovratore di uomini, diffidente di tutto, superstizioso, ipocondriaco. Non tollerava che ci si presentasse a lui vestiti di nero perché diceva che portava male. Da bambino era gracile, come del resto Enrico VIII, al punto che lo tenevano su con il guinzaglio. Poi diventa un giovane bello ed elegante, poi come Enrico VIII, appunto, diventa così corpulento da vestire ampie tuniche, oltre all'immancabile berretta a tozzo che qui non si vede per il formato del video. Era un omaccione, insomma, di cui si notavano subito gli occhi. Tutti raccontano che aveva questi occhi enormi, mobilissimi, prima che un'incipiente cecità lo rendesse ancora più sinistro, riducendo gli occhi a due fessure. L'assassinio del fratello Giovanni Maria in una congiura familiare lo aveva così segnato, gli aveva messo una tale paranoia da indurlo a non uscire quasi mai. Esce una volta sola a Cremona, in testa all'esercito, dal suo castello di Porta Giovia o al massimo di quello di Bereguardo. Da queste segrete stanze, il castello di Porta Giovia, dove adesso c'è il castello Sforzesco, c'era un altro castello. Da queste segrete stanze egli manovra con acume, non senza una punta di sadismo, i suoi generali, offrendo e togliendo, promettendo e non mantenendo, in un gioco tuttora comune in molte aziende multinazionali. Dopo aver giustiziato per adulterio la prima moglie, cominciamo bene, Beatrice di Tenda, che era la vedova di Bonifacio, detto Facino, cane, che gli aveva portato in dote castelli, danaro e le truppe del defunto marito, sposa nel 27 per alleanza politica, quando se la sta vedendo male, Maria, la figlia del duca Amedeo VIII di Savoia,
ed ha una tale fretta di concludere che non chiede neanche la dote. Poi quando le cose vanno meglio si ricorda della dote, ma Amedeo fa finta di nulla a questo punto. Lui non ama nessuna in realtà, l'unica donna che conta per lui è questa qua, eccola qua, è la figlia che ha dall'amante Agnese del Maino, Bianca Maria, noto viale milanese, tra parentesi, che usa come esca diplomatica promettendo risposa a tutti. La promette sempre sposa, di qua e di là, al duca di Savoia, all'imperatore Sigismondo, a Niccolò Piccinino e a Francesco Sforza, che alla fine la farà. Dall'altra parte c'è il nostro Francesco Foscari, altrettanto ricco e, malgrado i molteplici controlli della società per azioni che ha alle spalle, a cui è sottoposto, è altrettanto potente. Abilissimo politico, era salito al dogado ancora giovane, preannunciato da una sinistra profezia del suo predecessore Tommaso Mocenigo: Ser Francesco Foscari dice busie, et vola alto più che non fa i falconi, et Dio non voglia, se vui il farete dose, in brevi sarete in guerra. Come per molti potenti, la famiglia sarà il suo tallone d'Achille, la discendenza decimata dalla peste, l'unico figlio sopravvissuto, bello, colto, brillante, si comporterà male e finirà miseramente, portando le sue dimissioni, seppur dopo il dogato più lungo della storia. La grande differenza fra i due è che mentre il primo è un princeps che decide da sé, anche perché di solito ignora completamente i consigli dei suoi consiglieri, mentre il secondo è inguainato nella promissione ducale, è marcato stretto dal suo complicato sistema di governo che ha appena posto al centro del potere il maggior consiglio e di conseguenza il Senato e i 10. Questo condiziona ogni sua scelta e talvolta ne prende per lui, non sempre con buon esito. In più, rispetto a Filippo Maria, il problema dello sdoppiamento dei poteri militari. In terraferma il gioco è dei condottieri stipendiati, ma dovunque ci sia acqua entra in scena il patriziato, che ha il privilegio di comandare la flotta e in acqua dolce non sempre se la caverà bene durante queste guerre. Aggiungiamo che i giocatori di punta veneziani hanno sempre sul collo il fiato dei provveditori in campo, che sono una sorta di commissari politici, come voi sapete, con facoltà anche di combattimento, come dimostrerà dopo nella guerra contro Andrea Gritti. Questi provveditori in campo rappresentano gli azionisti, la società per azioni. Allora immaginatevi una partita di calcio dove ogni tanto entrano in campo dei signori in vestito scuro che dicono no, così non, lei deve attaccare da quell'altra parte, questa azione non mi piace, magari segnano anche un gol. Quindi questo aumenta l'imbarazzo dei condottieri, dei goleadores. I giocatori sono i grandi condottieri del 400. No, questo no. Scusate, dopo. Sono i grandi condottieri del 400, che sono i conducatores che si battono con le proprie bande sotto il comando degli imperatores, i capitani generali, che sono assunti direttamente dai patroni. Il loro stipendio viene pagato in denaro sonante, ducati o fiorini che siano, più dei fringe benefits, tale quale ad oggi. Se i bombers di oggi ricevono macchine sportive, orologi, milionari, appartamenti in centro, per i condottieri ci sono cavalli e armature di pregio, castelli e feudi, con naturalmente la rendita, della loro rendita che permette di mettere da parte un bel gruzzoletto e magari una piccola o media signoria. Naturalmente loro vogliono sempre di più, ma questo vediamo dopo. Poi c'è il premio partita in più che offre il Duca di Milano è la concessione di aggiungere il cognome Visconti al proprio e inserire la vipera, che è il biscione, nel proprio stemma. Assieme all'esca della figlia Bianca Maria, siccome non ha figli maschi Filippo Maria Visconti, insieme all'esca del matrimonio con la figlia Bianca Maria, questo rappresenta una promessa ancorché vaga di successione al ducato. La Repubblica di Venezia invece aggiunge al consueto pacchetto di denari, castelli e feudi un premio partita molto importante dal punto di vista dello status, cioè l'ammissione o annessione, se preferiamo, al maggior consiglio. In pratica l'annessione al consiglio d'amministrazione della Repubblica, con tutti i suoi privilegi, e in più ci mettiamo su anche un bel palazzo, qualche bel palazzo a Venezia, magari requisito da un precedente condottiero. Attorno a questi due punti
focali a cui si aggiungono anche vantaggi e svantaggi di Firenze e della Chiesa e degli altri giocatori, turbina un numero considerevole di giocatori. Per esempio a Maclodio si fronteggiano 16 condottieri per Venezia e 18 per Milano, ciascuno con la sua banda composta da un certo numero di lance. La lancia, donde è rimasto il termine freelance ecco, la lancia è un'unità di misura composta da 3 uomini e 5 cavalli, in seguito aumentata a 5 uomini. Ci sono quindi condottieri che si spostano attraverso l'Italia con al seguito per esempio 3.000 cavalieri e 2.000 fanti. Devo dire che la pianura padana è perfetta per la cavalleria, più i guastatori, che erano quelli che scavavano le trincee, e i saccheggiatori, i saccomanni, i saccheggiatori, lasciando morte e devastazione al loro passaggio perché campavano sul territorio, fondamentalmente. Giovanni Simonetta, che è il cancelliere biografo di Francesco Sforza, dice che non fu nell'era dei nostri antichi tanta coppia d'uomini quanto era in quegli 2 eserciti, con ciò sia che tra l'una e l'altra parte, in sì breve spazio, erano radunati 70 migliaia d'uomini. Insomma, devastazioni continue, altro che gli hooligans moderni. Al timore però si affianca l'ammirazione con l'equivalente medievale delle figurine Panini, che sono queste qua, le medaglie del Pisanello che immortalano i condottieri più famosi, oltre che il Duca, il suo segretario Piercandido Decembrio, ed ecco che appaiono Piccinino, Sigismondo Pandolfo Malatesta, Novello Malatesta, Giovan Francesco Gonzaga, Ludovico III Gonzaga, Lionello d'Este, Alfonso V d'Aragona, Inigo da Valos, Vittorino da Feltre e infine il grande Francesco Sforza, il più grande di tutti. Allora cominciamo con i nostri giocatori e cominciamo con questo signore qua. Questo signore qua è Stefano, perché si chiamava Stefano, Erasmo da Nardi, detto il Gattamelata. È una specie di Donnarumma, il calciatore tra i condottieri, o se preferite un John Wayne dei condottieri, perché un omone alto 1,95 m, tranquillo, grande, grosso, tranquillo, non ha mira di grandezza, non vuole, non pretende grandi feudi, pensa ai soldi, pensa a far bene il suo mestiere, che peraltro fa benissimo. E grandissima professionalità, poi ha un'unica moglie, nessuna amante conosciuta, nessun figlio illegittimo, contro Francesco Sforza che ne aveva quasi 40. Molto coraggioso, quando serve si butta nell'Adda in piena a cavallo con un'armatura da 45 kg, che è ancora a Palazzo Ducale oggi, e guarda avanti e indietro 2 volte, quindi immaginate, è fedele, cambia padrone una volta sola, quando passa dalla Chiesa a Venezia, con cui rimarrà fino alla morte in età avanzata dopo 2 ictus. Anche se non si sottrae dalle battaglie un paio di volte, si fa imbrogliare dal Piccinino, è furbo e conquista un paio di castelli e città con l'inganno. Se la cava bene dalle ferite. La ferita più strana che prende è un morso alla mano dal piccolo Carlo di Montone, scacciato insieme alla vedova di Braccio dal loro castello. Il bambino gli morde la mano, questo alza il braccio con il bambino attaccato. Comunque il bambino è sopravvissuto, è diventato un condottiero a sua volta, quindi vabbè. Combatte senza fare tante storie sotto altri capitani, è un bravo stratega e la sua più grande impresa, che poi gli frutterà il bastone di comando, è la ritirata strategica da Brescia assediata. Il capitano Francesco Barbaro lo dice vai, che salva l'esercito, porta via l'esercito, e lui si butta con 3.000 cavalli, 2.000 fanti e 200 specialisti guastatori, di notte aggira le forze di Niccolò Piccinino attraverso le montagne a nord del Garda e salva, alla fine riesce ad arrivare a Verona salvando capra e cavoli. Questa eccezionale impresa, e il professor Gullino lì sa dove è orientato il cavallo del monumento del Gattamelata verso il Garda a ricordare questa impresa, è una chicca, questa sa solo lui. Questa impresa fatta all'andata gli dà l'idea di poterla fare anche al ritorno, ed è lui che ha l'ispirazione del Galeas per Montes, cioè di trasportare attraverso questa strada tremenda delle galere e buttarle dentro nel Garda. Il Colleoni a cui è attribuita era il suo numero 2, quindi mette il Colleoni a supervedere l'impresa, però l'idea è del Gattamelata, e questo
lo dice in una bella edizione delle Memorie del Sanudo, che non si trova in formato cartaceo, purtroppo il nostro Sanudo appunto lo dice. Beh, credo che sia Edizioni La Malcontenta, e si trova solo online. Mannaggia. Non volevo dire. Ecco, è un ottimo attaccante ma anche un buon difensore, specie a Brescia, non avendo grandi mire politiche, non è un rompiscatole, per cui Venezia alla fine lo premia con l'annessione al patriziato, una buona pensione, 1000 ducati l'anno, tanto lui non sta tanto bene, aveva già avuto un accidente, un ictus, quindi non è che stesse benissimo, è un bel palazzo. La statua di Donatello, per cui è giustamente, i più famosi sono i due che hanno avuto una statua, ma tutte e due l'ha pagata la famiglia, in un modo o nell'altro. La statua di Donatello infatti è stata pagata dalla famiglia della città di Padova, dove morì. Non si può parlare del Gattamelata senza parlare di Colleoni, che è un condottiero assolutamente sopravvalutato dalla storia e sottovalutato dalla Repubblica. Nonostante l'indubbio valore, era uno specialista delle cariche lui, e per quasi tutta la sua carriera, per quasi tutta la guerra, fino alla pace di Lodi, è il numero 2 di qualcun altro. In sequenza, numero 2 del Carmagnola, del Gonzaga, di Niccolò da Tolentino, del Gattamelata, di Micheletto Attendolo, di Sigismondo Malatesta e persino di Gentile da Leonesse, sempre il numero 2. È quasi tutto il tempo con Venezia, ma poi litiga sulla paga e soprattutto si secca tantissimo quando si aspettava, dopo Micheletto Attendolo, che facessero lui capitano generale, invece fanno Gentile da Leonesse, che peraltro è un parente del Gattamelata. Per cui succede un incidente molto brutto, lui passa a Milano e viene denunciato come traditore dal Piccinino, con cui non va d'accordo, ci sono delle lettere molto divertenti, e il duca lo sbatte in galera nei forni di Monza, da cui esce per fortuna, il duca muore e lui esce dopo un anno. Torna a Venezia dove continua a essere sorpassato, quindi si arriva all'ultima fregatura, quella di Gentile da Leonessa, si arrabbia e se ne va sbattendo la porta. A questo punto Venezia pensa di fargli lo stesso scherzo del Carmagnola e, come scrive un cronista, deliberorno di farlo pigliare e tagliargli la testa. Lui sente arrivare i killers, che peraltro sono praticamente mezzo reggimento guidato da Jacopo Piccinino e da un provveditore che non mi ricordo chi è, sente questi che arrivano e in camicia subito salta Suso senza sella e senza speroni a un cavallo che era lì da un maniscalco e galoppa via fino a Mantova dove si rifugia e poi passa a Milano. Ancora una volta numero 2, questa volta numero 2 di Francesco Sforza. Con Francesco Sforza le suona ai francesi del Duca d'Orléans con una fulminea carica a Bosco Marengo, poi anche ai veneziani, i quali invece di prendersela pensano che forse è meglio riprenderselo, per cui gli fanno ponti d'oro affinché torni, cosa che lui fa, viene accolto con grandi onori, questa è la famosa elasticità veneziana, nel patriziato e finalmente capitano generale. Ha messo da parte un bel po' di soldi e feudi nel Bergamasco e da allora inizia la sua gloria, molto anticipata dalla storia del suo Stato. Attenzione però, perché appena muore il Corleoni, non solo si intascano i 100.000 ducati, ma corrono a malpaga, sequestrano tutta l'argenteria, tutti i mobili, 216.000 ducati, perché era diventato troppo importante e si rischiava che si facesse una signoria sua. Le figlie le aveva sposate tutte dei Martinengo, quindi il rischio è stato visto prima. Bene, passiamo a questo punto da Francesco Bussone, conte di Carmagnola, che è una specie di Mario Balotelli come carattere. È vero, perché è un grande condottiero, ma ha un carattere tremendo, probabilmente ciclotimico, è soggetto a delle esaltazioni e poi a delle depressioni cosmiche. Si vede anche dalla faccia che è nevrastenico, sempre questo sguardo storto. È un ex guardiano di porci, formatosi nelle schiere di Facino Cane, che all'inizio lavora per Filippo Maria Visconti e gli spiana la strada verso il Ducato di Milano, salvo che, come al solito, il Duca lo frega, non mantiene le promesse e lo manda da un'altra parte. Lui si arrabbia, intimandogli anche di consegnare i suoi uomini.
lui si inferocisce, manda al diavolo il duca, dopodiché inseguito dai milanesi scappa, va prima dai Savoia che prudentemente dico grazie, no, come accettato, e passa a Venezia. Con Venezia vince e stravince, è bravissimo, è veramente bravo, sbaraglia anche il quasi invincibile Niccolò Piccinino, ma dopo Maclodio inizia la fase ciclotimica down, cioè comincia a comportarsi strano, libera 8.000 prigionieri, si fa trovare, si fa sorprendere letteralmente in mutande con tutti i cavalli che brucano sul prato dal Piccinino, deve scappare a tutta mira, non soccorre la flotta fluviale né nel Trevigiano né a Cremona, è lento, svogliato, inventa pretesti per non agire, nonostante i vari solleciti che gli arrivano da Venezia. Ora, sarà che il Carmagnola è, secondo Biondo Flavio, facile allo sdegno e alla disperazione, che conferma la mia diagnosi? Sarà che è infastidito da tutti quei provveditori in campo che continuano, gli stanno addosso, gli dicono cosa deve fare? Sarà che il duca continua a mandargli messaggi facendogli delle proposte a cui è difficile resistere, proposte evidentemente economicamente più interessanti che l'ingresso nel patriziato e un bel palazzo a San Stai? Fatto sta che Venezia, che lo fa sorvegliare da un bel po' e centravanti di successo o no, lo processa in segreto e lo condanna, ma per lui non lo sa. E salutando il doge, che è stato tutta la notte in Senato senza andare a dormire, lo vede stanco e gli chiede se gli deve porgere la buonasera o il buongiorno, a che Francesco Foscari risponde sorridendo che la notte prima non si faceva che parlare di lui. Pochi mesi dopo viene arrestato e reo confesso. Notare tra le finezze veneziane che non gli hanno dato i tratti di corda perché aveva una spalla messa male, per cui, non potendolo tirare su, gli hanno bruciato i piedi. Viene giustiziato, reo confesso, con il gran scorno di Filippo Maria, che sperava che tornasse, e che si arrabbia così tanto che tortura per 7 anni il povero Giorgio Corner, che è stato catturato a Delebio, per sapere che cosa si fosse detto in quella riunione misteriosa, per sapere come avessero saputo delle sue lettere. Questo invece è Gianfrancesco Gonzaga, che diventa capitano generale di Venezia dopo che era caduta la testa del Carmagnola. Con Venezia fa fortuna, si arricchisce, molti feudi, e riceve in cambio di 12.000 fiorini d'oro dall'imperatore Sigismondo il diploma di marchese di Mantova. È imperator delle milizie veneziane, ma solo fino a quando, dopo una ritirata disastrosa da Bergamo nel 1438 e assediata fino oltre l'Oglio, ha la sensazione che avrebbe fatto la fine del Carmagnola. Per cui in piena battaglia, senza neanche aver rinunciato al suo contratto, cambia squadra, passa a Milano, con cui fa una buona carriera, ma alla fine perde. Da parte di Venezia gli porta via tutti i feudi e gli impone anche di pagare 4.000 ducati d'oro per i danni di guerra. Insomma, fa un po' come Cristiano Ronaldo, che dopo la sconfitta con la Juve in Champions League torna al Manchester United. Carlo II Malatesta, no, questo non lo è, questo scusate, non ho l'immagine di Carlo II Malatesta, che è signore di Pesaro, Civitanova Macchia, Fossombrona, Gradara, Montemarciano, San Costanzo e Senigallia, bellissimo nome, ma è un mediocre giocatore. Combatte per Firenze contro Milano, le prende un po' da tutti, specie quando gioca in casa. Alla battaglia di Gradara lo fanno pure prigioniero e a quel punto, invece di marcire in prigione, che fa? Cambia squadra. Viene assunto da Filippo Maria come capitano generale, ma perde anche lì. Nel 1427 lo fanno prigioniero a Maclodio, perde anche contro Rimini e per giunta il suo feudo principale, Pesaro, gli si ribella. A questo punto evidentemente si stufa, sposa una Vittoria Colonna, non la poetessa, molla tutto, si occupa dei fatti suoi e si riprende sanguinosamente Pesaro. Stavolta gli va bene. Poi c'è Tagliano Furlano, di cui non ho immagini, ma fa niente, ve lo racconto. Tagliano Furlano, nato a San Vito del Tagliamento, è un ballerino professionista, cambia maglia un sacco di volte come Bobo Vieri, viene fatto prigioniero 4 volte e se la cava la quinta nascondendosi in una palude e fa una specie di ping pong continuo, saltando da angioini ad aragonesi, dagli aragonesi ai fiorentini, dai fiorentini ai milanesi, dai milanesi ai veneziani, dai veneziani ai bracceschi, dai bracceschi ai viscontei, dai viscontei alla chiesa, dalla chiesa agli sforzeschi, dagli sforzeschi ai fiorentini,
finché tutti si stufano, anche perché comincia a perdere un po' troppe battaglie. Il duca di Milano chiede la sua testa e se la prende mentre il proprietario della testa è a cena col cardinale Scarabbo. A questo punto passiamo a Jacopo Piccinino, che è il figlio del grande Niccolò, che non solo è particolarmente cattivo, infatti il mio consulente calcistico l'ha paragonato a Marco Tardelli, che il Times bolla come ha lasciato più cicatrici che il reparto chirurgia dell'ospedale, ma è anche un'altra dimostrazione di come fosse pericoloso cambiare squadra. Il capitano era cattivo, scorretto, che il Papa Callisto III e lo Sforza chiamavano capitano di ladroni per gli robbamenti, ribaldarie e tristizie che faceva gli suoi nel territorio bressano, e lui li sopportava, ed Ezian, proprio lui, faceva da vergognare donzelle e molti altri mali. Insomma, un condottiero da cartellino giallo. Viene messo prima in stand-by e poi licenziato da Venezia. Nel 465 conquista Trani per Giovanni II di Angiò-Valois contro Ferrante d'Aragona, dopodiché accetta un'offerta di lavoro al volo proprio da Ferrante, re di Napoli. Nel mezzo dei festeggiamenti in suo onore nel Maschio Angioino viene catturato, strangolato da uno schiavo moro su ordine del re che gliel'aveva giurato. Gioco, partita, incontro per Jacopo Piccinino. Il prossimo, eccolo qua, è Niccolò da Tolentino, grande, bravo, eccellente condottiero. Anche in questo caso però il duca vendicativo non perdona, perché passa da Firenze a Milano per 5 anni, poi torna coi fiorentini per espugnare Brescia e vincere i milanesi a Maclodio. Li rivince nel 32, sempre coi fiorentini. Questa è la battaglia di San Romano, quella che vedete un po', ma viene catturato dai milanesi nel 35. Ora l'uso era di non ammazzare i condottieri, ma di rivenderli a caro prezzo in cambio di un riscatto. Invece il duca gliel'ha giurata, e mentre stanno trasferendo il prigioniero verso Milano viene buttato giù da uno strapiombo a Bardi. Viene raccolto da dei civili ma non sopravvive. Filippo Maria se l'era legata al dito. Giungiamo adesso all'uomo più sottovalutato della storia, il condottiero più sottovalutato della storia, che è Niccolò Piccinino, che era un ometto, era piccinino perché era piccinino, era piccolo. Si chiamava Piccinino perché era un uomo piccolo, un attaccante fedele e geniale, come Francesco Totti, se vogliamo, però altra statura. Un piccoletto, un fantino, tutto nervi e muscoli, velocissimo, imprevedibile, il Maradona dei condottieri. Oggi è qui, domani è là, non si sa come faccia a muoversi così velocemente. Compie una specie di guerriglia da condottiero tra Milano, l'Umbria, le Marche, addirittura arriva a Roma, volendo catturare, questa bella idea di catturare Eugenio IV con Dulmer, che è costretto a scappare travestito da monaco su una barchetta, mentre il Piccinino, e questa è bellissima, occupa Roma in nome di Milano. I miei amici milanesi si fregano le mani quando glielo detto. Occupa Roma in nome di Milano e si piazza a pernottare nel palazzo papale. Mentre nel 41 Francesco Sforza, Gattamelata e Taddeo d'Este sono tutti a Venezia per le nozze di Jacopo con Lucrezia Contarini, nel torneo il giovane disarciona il marchese d'Este indossando l'armatura che era stata del re di Gerusalemme Goffredo di Buglione, pensate lo sfarzo. Dato che ovviamente non è stato invitato, il Piccinino ne approfitta per devastare la Franciacorta, mentre gli altri sono occupati, e se la prende quasi tutta come un fulmine. Piccinino si scontra praticamente con tutti i grandi condottieri dell'epoca e, salvo qualche eccezione, le suona a tutti prima o poi. Ha 9 vite come i gatti, sfugge a sicari e 2 tentativi spettacolari di catturare. La prima, il Tolentino, l'aveva intrappolato in una casa. Che fa questo qua? Si butta giù da una scarpata, così com'è, in camicia, e raggiunge a piedi i suoi uomini che erano accampati più là e lancia un contrattacco. Cioè, immaginatevi che personaggio. Intrappolato un'altra volta nel castello di Tenno, e non di Tiene, come scrivono molti, ma di Tenno, si fa portar via in un sacco
da un soldatone che dice che porta via un morto di peste, per cui passa attraverso gli accampamenti degli assedianti dentro in un sacco, non conosce la paura, subisce infortuni anche gravi, perde qualche battaglia, invecchiando diventa malaticcio e ce l'ha tutte, poveretto, tra cui la cosa più umiliante è che la stranguria è un problema di vescica, per cui, come dice il cronista, o sedendo o camminando urinava, laonde portava sempre, ancorché andasse a cavallo, un orcioletto accomodato a quest'uso. Non smette, nonostante abbia il pappagallo attaccato alla sella, non smette mai di combattere. Lui vorrebbe Piacenza, vorrebbe almeno Piacenza, un feudo serio per essere signore, magari anche succedere al duca, che però continua a fare il suo solito giochino tira e molla, lo illude, favorisce altri, poi quando il piccinino lo minaccia, no, sì, certo, come no, ti ho promesso quello che era, però poi non mantiene mai le promesse. Infine carriera, lui ha bloccato Francesco Sforza, che è il suo grande antagonista, a Martinengo, tenta di ricattare il duca, o gli si dà Piacenza o molla tutto e se ne va. Il duca però a questo punto fa un gesto da grande scacchista, calcia via la scacchiera e chiede la pace e dà la figlia in sposa allo Sforza, Francesco Sforza. Fine dei giochi per il piccinino, che muore, e quando muore gli costruiscono un bel sepolcro, una piramide in Duomo, che però sarà distrutta da Francesco Sforza quando diventerà duca, quindi di lui non rimane niente. E arriviamo a Francesco Sforza, il più grande condottiero di tutti, il Roberto Baggio della guerra, un genio assoluto, grande tattico, stratega, gioca con le squadre più importanti, la Chiesa, di cui è gonfaloniere, a un certo punto Milano, Venezia, e miete successi con tutte. Antagonista, concorrente e rivale del Piccinino, è forse il miglior condottiero del Quattrocento, perché sa comandare e colpire al momento giusto, sa dove vuole andare e usa ogni mezzo per arrivarci. È l'unico che riesca a gestire due padroni complicati, la gestione politica di Venezia e le trame del viscido Duca Visconti, che nonostante lo disprezzi perché, come dice egli stesso, è di quella sorta et specie de homini, ovvero de capitani, quali non sappiamo ancora chi sia stato suo padre, gli darà, ciò nonostante, in moglie la figlia Bianca Maria, che era già stata promessa all'imperatore Sigismondo, al Piccinino, al duca di Savoia. Morto il duca, eccolo che invece va a lavorare con la neonata Aurea Repubblica Ambrosiana, e le suona a Venezia, che se lo ricompra immediatamente e lo rigira contro Milano, mettendogli il Colleoni di fianco, dicendo stai attento, stagli dietro, controlla che non faccia stupidaggine. E lui, invece di fare la stupidaggine, fa la grande furbata della sua vita, cioè entra in Milano da trionfatore. Viene accolto da trionfatore, imbroglia tutti. Il 15 febbraio 1450 entra in Milano acclamato da circa 600 gentiluomini e molt'altri del popolo, come nuovo duca. Prima cosa che fa è mettere a morte il partito filo-veneziano, perché c'era un partito filo-veneziano a Milano, e tira giù, oltre alla tomba del Piccinino, di cui si prende cura di disperdere anche le ossa, il castello visconteo. Tira giù ogni traccia del duca di prima e si fa il suo, che è quello che vediamo oggi. Ecco, questi più grandi, andrebbero citati anche due portieri d'eccezione, entrambi bresciani, sono i santi Faustino e Giovita, schierati secondo la tradizione sulle mura di Brescia a respingere le palle di cannone che lancia il Piccinino, e sono così bravi che mettono in panchina i titolari Sant'Apollonio e Filastro. Ecco, questi sono quelli più importanti, quelli con una storia più interessante. Ce ne sono molti altri eccellenti centravanti, difensori, ma figure meno clamorose di questa. La guerra finisce con la pace di Lodi, il duca Visconti è morto, il nuovo duca cerca la pace, così come Venezia, che ha un altro fronte aperto, quello con i turchi. Poco dopo la pace morirà anche Francesco Foscari, si chiuderà un grande dogado e una grande era, passerà poco perché se ne apre un'altra. Il Cinquecento è ugualmente travagliato per Venezia, che nonostante tutto riuscirà a mostrare ancora tutta la sua forza e tutta la sua magnificenza. Grazie per questa brillante
relazione e sospenderei un attimo per riprenderci, non per riprenderci, ma per riposarci. Ci deve essere qualcosa di là per tirare il fiato. Grazie mille intanto. Possiamo riprendere i lavori. Passo il bastone del comando. Ok, pronti a ricominciare? Ok, allora torniamo adesso al matrimonio di Jacopo e Lucrezia con Matteo Cassini, vecchio amico che insegna all'University of Massachusetts at Boston. Allora, Matteo. Bene, mi sentite? Tutto a posto? Sì. Bene, allora tanti saluti da Boston, innanzitutto buon Thanksgiving naturalmente, da una Boston molto soleggiata, una bellissima giornata. Volevo poi naturalmente ringraziare con grande forza e affetto gli organizzatori del convegno, Ermanno e Beppe e Gerardo, e anche tutti coloro che ci hanno lavorato con me anche per gli aspetti tecnici, in particolare Sebastiano Perocco e Oliviero Zane, e appunto complimentarvi per questo convegno che mi sembra finora di grandissimo interesse. Ho scritto il mio intervento per rimanere rigorosamente all'interno, spero, del tempo a richiesta. Questa indagine su uno dei più... Allora, le mani sulla città, il matrimonio Foscari-Contarini, gennaio-febbraio 1441. Questa indagine su uno dei più imponenti matrimoni italiani della prima metà del 400 nasce dalle mie ricerche riguardo alle brigate cerimoniali e ludiche dei giovani patrizi veneziani del Rinascimento, di prossima pubblicazione, spero. In questo periodo di cui ci occupiamo nel convegno, fra apertura alla terraferma, affermazione e consolidamento dello Stato territoriale e dogado di Francesco Foscari, in tale periodo tali giovani usufruiscono sia della tradizione cittadina del ludus cavalleresco, sia di esperienza all'estero e all'interno della stessa Venezia, che li fanno venire in contatto con ospiti prestigiosi e la realtà internazionale dei propri pari, facilitando l'afflusso in laguna di varie istanze culturali e rituali. Tracce di brigate giovanili sembrano riscontrarsi in questo periodo in territori veneti come Porto Buffolè, secondo gli affreschi di casa Gaia da Camino, e Capodistria, secondo lapidi presso la cancelleria del sindacato, scrive Giuseppe Caprini. Ma è tra gennaio e febbraio del 1441 che si verifica la prima apparizione ufficiale di quelle che saranno le compagnie della calza, in occasione appunto del ormai stracitato matrimonio fra il figlio di Francesco, Jacopo, e Lucrezia di Leonardo di Piero Contarini di San Barnaba, del ramo di San Barnaba. L'avvenimento, che possiede un indubbio tono regalistico, internazionale, cavalleresco, come ha sottolineato in passato e oggi Denis Romano, è citato da diverse fonti, fra i quali l'assai interessante e nota lettera inviata il 16 febbraio 1441, quindi a caldo dopo gli avvenimenti, da due fratelli di Lucrezia, Roberto e Giacomo, all'altro fratello Andrea, a Costantinopoli, forse come capitano di galere. La più antica copia sopravvissuta della lettera è nel secondo volume delle Vite di Marin Sanudo, edite dalla compianta Angelo Caraccio Laricò per le edizioni La Malcontenta di Tonci Foscari, che vedo qui. E descrive, cito, grandissime feste et trionfi, affermando che mai uomo non si ricorda fosse fatta in questa terra così notabile festa. Questo avviene tra l'altro durante la presenza prolungata a Venezia da dicembre 1440 a febbraio 41
di Francesco Sforza, come sappiamo condottiero al servizio della Serenissima dal 1439. Le prime fasi del matrimonio e dei festeggiamenti si tengono fra la contrada della sposa San Barnaba e San Marco, sede dogale. Il 29 gennaio avviene il parentà tra una parte e l'altra ed un ponte effimero è allestito da San Samuele a San Barnaba affinché la pompa equestre di Leonardo Contarini, il padre della sposa, si possa muovere oltre il Canal Grande. La processione fra le case degli sposi, presentando pubblicamente il matrimonio alla comunità, segna, almeno secondo i dettami dei contemporanei matrimoni fiorentini, il vincolo vero, cito, fra le famiglie. Cito Brucia Withoft, che si è occupata molto bene, a mio parere, dei matrimoni fiorentini del periodo. Anche la sposa si reca a Palazzo Ducale accompagnato da assaissime barche de gentilomini e zomani, ed è protagonista di una bella festa nella sala dell'Odose con trombe e pifferi, quasi, vorremmo dire, dopo quello che ha detto Dennis prima, una giovane dogaressa. Allo stesso tempo compare un sodalizio giovanile destinato a dominare le varie fasi celebrative. Il 29 gennaio una sontuosa compagnia si riduce nel palazzo del signore della festa, Eustachio, di Bernardo dei Balbi dal banco di San Silvestro, Stai Balbi, circa 26 anni. Il Balbi sembra rappresentare quel signore, cito, molto ben reputato e ben voluto che, secondo il romano Marco Antonio Altieri, viene eletto per occuparsi dell'organizzazione dei festeggiamenti matrimoniali e dirigere un gruppo di, cito, ordinata et nobile gioventù, quindi siamo nel contesto romano. Una figura chiave che potrebbe coincidere col compare dell'anello, il giovane più vicino allo sposo, sorta e testimone di nozze e spesso menzionato nelle leggi suntuarie veneziane. Il sodalizio è composto da 18 giovani, fra i quali, oltre a Foscari circa 25enne, probabilmente i due fratelli Contarini, 24enni, e un Benetto quando Andrea Gradenigo del ramo dogale di San Lio, 27enne. Ho più volte detto anche qui all'istituto come le compagnie da calza appartengono proprio alla crema del patriziato veneziano. Riflettendo in pieno sia alle contemporanee mode giovanili italiane, affermatesi da metà 300, sia al vestire patrizio locale, i membri sono tutti vestiti a un modo, cioè in giubboni di broccato alessandrino foderato in argento, vesti di velluto cremesino con manegge, arlotti fodrati dossi, zenture cremesine, calze alla divisa e berretti in grana grande alla sforzesca, cioè con colori bianco, rosso ed azzurro, probabilmente in onore di Francesco Sforza in città. Il signore sta ai balbi, ha la veste più lunga degli altri, una berretta di velluto cremisi. A loro volta i servitori, i famigli, portano zornede a quartieri e con calze della divisa. Non possono mancare bellissimi e gran corsieri del Mior, coperti in cendado verde con ponte d'argento. Sul numero dei destrieri sembra peraltro stabilirsi una rivalità fra Jacopo Foscari ed il Balbi. Ci dice Sanudo, aveva il signor cavalli 20 et messier Jacopo cavalli 25. Del resto i destrieri, i cavalli, nonché le loro lussuose bardature, sono elementi essenziali del pageantry di queste celebrazioni in tutta Europa. La brigata si reca a San Marco, dove fa bella mostra di sé in piazza e nel cortile di Palazzo Ducale. Quindi si muove verso Samuele e Campo San Barnaba, San Samuele e Campo San Barnaba, zona della casa della sposa, dove ora si trovano il doge, lo Sforza e alcuni ambasciatori. Dopo una funzione religiosa, i giovani partecipanti fanno una gran volta per Venezia, bagordando tutti, si dedicano quindi ad armeggerie, dimostrando forza fazionale in luoghi lontani dall'area marciana, ma cruciali per la geografia festiva veneziana. Ad esempio San Polo e Santa Maria Formosa, teatri di future feste della calza e ricchi giochi popolari.
Il percorso termina ancora una volta, si ritorna all'area marciana, dove possiamo immaginare i compagni assistano a non ben specificate danze e mumi. Penso sia una delle prime citazioni delle momarie che abbiamo nelle fonti. Però non si specifica di più di cosa consistano. Il giorno seguente, il 30 gennaio, i compagni a cavallo ritornano a palazzo per pranzare e assistere ad una giostra nel cortile di Palazzo Ducale, nel quale i cavalieri si contendono il palio di una pezza de Zendanin Cremesin, palio offerto dallo Sforza. È una bellissima giostra, dice la lettera, che mai non fu vista la più bella, per la quale, aggiunge la cronaca Zancaruola, si allestiscono grandissime stangate fin quasi alla porta della chiesa di Messer San Marco, nonché una grandissima quantità di solari. Quindi si presuppone una grande presenza di pubblico, stangate e soleri. Il gioco equestre è seguito da un'ennesima celebrazione a palazzo. Il 31 si concretizza un altro fondamentale rito, allorché i compagni cosignori guidano su un piato con mandi, trombetti e pifari un corteo di barche per il Canal Grande, tutte riccamente addobbate, cioè impalcate e palmizzate, come dice la fonte. Su di essi vi sono anche i famigli ancora vestiti tutti ad uno modo con le zonne della compagnia. I servitori devono seguire, come sappiamo, lo stesso abbigliamento della compagnia. Più tardi 6 giostratori fanno molti colpi di lanza in San Marco, giostra organizzata dai compagni stessi, e secondo una cinquecentesca cronaca erizza con un palio di una barretta attorniate da zoie. Un ulteriore corteo acquatico si tiene la mattina del 2 febbraio, ultimo giorno. Indi in San Marco prendono l'iniziativa 2 nuovi soggetti. Possiamo chiederci se anch'essi sotto la direzione della compagnia Foscari-Balbi. Innanzitutto l'arte degli orefici, che mette in palio una zornita con marche 120 di argento per una bellissima giostra con 36 partecipanti. E qui devo ricordare il ruolo fondamentale delle principali arti veneziane nei bagordi e giostre fin dal 200. E poi, secondo protagonista, la comunità fiorentina, che organizza un bello bagordo a Palazzo Ducale con una compagnia di 12 giovani acconciati in colore verde, con ghirlande, veli in capo e cavalli. La presenza dei fiorentini naturalmente induce a parlare dell'assai marcato carattere internazionale del matrimonio Foscari-Contarini. Cruciale innanzitutto la presenza di Francesco Sforza a Venezia per ben 6 volte fra Quaresima 1440 e maggio 1442, e sempre pronto nel contribuire a feste cavalleresche, anche altrove peraltro, come a Firenze. Vi è poi un altro condottiero di armate veneziane, Taddeo d'Este, che, pare chiamato per la circostanza, è capitano di una squadra in una giostra e vede vittorioso uno dei suoi uomini in un'altra. E secondo diverse fonti, da Francesco Filelfo a Pierantonio Paltroni, c'è anche Federico di Montefeltro di Urbino, figlio di Guidantonio, dotato di grande abilità nelle giostre ed addirittura eletto, ci dice il Paltroni, nella compagnia di più giovinitti gentiluomini principali di quella città, in fra i quali c'è fu Messer Jacomo Foscari. Quindi la compagnia viene percepita anche da fonti non veneziani. La presenza di tali personaggi, alti rappresentanti di una cultura militare e cavalleresca della terraferma, è magnetica, è una presenza magnetica. Nel gennaio-febbraio 1441 grande è la partecipazione di ambasciatori, capitani, cavalieri e soldati stranieri. La cronaca erizza nota che le feste giostre costano alla signoria più di 100.000 ducati, una cifra chiaramente esagerata, cinquecentesca, comunque perché vi concorrono, cito, i miglior uomini del conte Sforza e del Gattamelata, viene citato anche il Gattamelata. Vi sono inoltre figli dei signori del Monferrato e nobili padovani, vicentini, trevigiani, della patria del Firoli, bellunesi, feltrini e forse perfino genovesi.
Un membro degli Spinola muore sul campo, sembra. L'intervento complessivo della brigata Foscari-Balbi si dipana quindi in un trionfo cavalleresco che innanzitutto è ben inserito nella lunga tradizione locale sia del ludus equestre, che analizzo in un altro capitolo del libro, sia dell'uso simultaneo di spazi terrestri ed acquei, a maggior conferma della volontà di possedere ritualmente l'intero contesto urbano. In secondo luogo, e soprattutto, è in piena sintonia con molti analoghi episodi dell'Europa quattrocentesca, dalla Borgogna a Milano, a Firenze, a Napoli, come emerge anche dall'offerta di abbondanti e preziose libagioni nella sala grande di Palazzo Ducale, ricordate dalla lettera Contarini in conclusione. Si tratta di pasti, così vengono chiamati, con, cito, caponi, pernise, paoni, ostrige e confetti e di tutto in tanta abbondanza che l'avanzava per tutto e buttavasi via. Oltre al lussuoso e vivante come i pavoni, appunto, sono consegnati presenti di dolci, alcuni dei quali scambiati da Jacopo coi compagni Cuslier, dice la fonte, che secondo me sono i compagni dello sculier, del cucchiaio, cioè di tavola, probabilmente i più fedeli al Khan, forse gli stessi membri della compagnia calzaiola. Del resto, come ha notato Richard Lexer per Firenze, una compagnia viene creata promettendo, cito, in cambio cibo e abiti ai propri affiliati, e l'uso e il consumo dei dolci, sia in senso, diciamo, partecipazione al banchetto, sia di quello che succedeva dopo il banchetto con la distribuzione o il lancio degli avanzi al pubblico, un fenomeno tutto italiano ed europeo molto noto di cui vi sono occupato in altre pubblicazioni. Introducendo l'ultima parte di questa comunicazione, ringraziando ancora coloro che mi hanno invitato, nel gennaio-febbraio 1441 si mette dunque in scena un complesso multifunzionale di eventi celebrativi coordinato dall'attenta regia della compagnia Foscari-Balbi, col supporto del governo ma anche della famiglia dello sposo, come sappiamo, cioè del doge Francesco. Il Sabellico percepisce bene le novità dirompenti di tale complesso, annotando come si sia giostrato per più giorni e tenuto spettacolo pena insueta e feste maxime voluptuosum, degne di essere tenute a memoria. E infatti l'evento sarà ricordato nei gesti ufficiali, prima nelle promissioni ducali e poi nel Cinquecento nel primo libro cerimoniale governativo. Se infatti giochi equestri pubblici e privati, nonché lussuose feste nuziali, pervadono la vita veneziana almeno dal 200, nel 1441 la grande intensità di cortei ludi cavallereschi orchestrati dai Foscari-Balbi lungo calli e canali, luoghi periferici e centrali, evidenzia come la ritualità nuziale patrizia sa, citando Armando Orlando, riverberarsi sull'intera comunità ed imporsi ad ogni spazio urbano. E questo per i Foscari si concretizza nell'esibire il proprio potere con cortei di familiari, amici, servitù che hanno molteplici e specifiche funzioni. Sancire la nuova alleanza matrimoniale, evidenziare la ricchezza e potenza dei clan che partecipano sotto una determinata leadership e dimostrare la capacità dello sposo di proteggere i propri accoliti. Del resto, sia sulla scena fiorentina che in tutto il mondo cortese italiano ed europeo, la festa nuziale, in quanto occasione di strategica formazione di legami orizzontali nella classe dirigente, associa lo sposalizio di impronta principesca a fastose processioni di cavalieri, wedding parades, che si fanno sempre più formali e costose, cavalcate e bagordi di giovani, riti ostentatori atti a presentare la fazione e le sue potenzialità di azione sulla scena urbana. In questa direzione a Venezia sono assai significative le citate parate in Canal Grande, per esempio, riti tipicamente veneziani che allo stesso tempo, tuttavia, trovano paragoni pregnanti a Firenze, ad esempio nelle cavalcate di brigate giovanili e nel corteo di armeggiatori durante il matrimonio dei Medici e Rucellai nel febbraio 1466. La calza diviene così, con cortei, feste, giostre, vesti, banchetti di altissima intensità,
una fonte d'amplificazione sulla scena lagurare di tratti fondamentali della cultura cortese internazionale e di espressioni di un ludus cavalleresco privato che ora assurge a livelli finora mai raggiunti. Ed alla fin fine il vero protagonista, più che stai balbi, non può che non essere il giovane Foscari. Come enfatizzato da Gullino, è l'unico figlio superstite del doge, oggetto di tutta l'attenzione e affetto del padre, cosa che consente festeggiamenti sfarzosi di lunga durata, in grado di esercitare, cito Beppe Gullino, un forte impatto psicologico sulla città, quasi a suggerire una sorta di identificazione della potenza dello Stato con quello della famiglia ducale. Gli atti del 1441 fanno senz'altro crescere, come appunto è stato detto, la visibilità del carisma del Foscari, e questo chiaro di tentativo di primazia urbana può riecheggiare nelle successive accuse a Jacopo Foscari. Nel febbraio 1445 si dice abbia tenuto cortigianerie, ovvero abbia combinato con i suoi famigli che presenti, cito dalla cronaca Dolfin, che presenti e doni di danari, gioielli e altri simili cosse fossero ricevute da molti signori, comunità e cittadini che capitava a lui. E una legge del Consiglio dei Consigli 10 dell'aprile 1447 accusa il Foscari di aver ricevuto da Francesco Sforza più di 2000 ducati ed aliqua argente et res. La sorte di Jacopo è ben nota, ma nessun stupore per come gli avvenimenti del gennaio-febbraio 1441 non solo permettono alla crema della gioventù patrizia di fare un salto verso forme associative consolidate e strutturate, indipendenti e durature, in grado di superare il momento festivo effimero e recepire a fondo le istanze sociali e politiche del divertimento cortese e cavalleresco fiorentino ed europeo. Ma anche tali avvenimenti consentono un tentativo veemente del giovane Rampollo, della sua brigata e fazione e dello stesso doge Foscari, alla fine ormai 67enne, di mettere le proprie mani sulla città, aprendo un periodo di tentativi di affermazione in senso oligarchico principesco della carica dogale che durerà per tutta la seconda metà del secolo XV, fino al tanto discusso Agostino Barbarigo. Grazie. Grazie Matteo per quella relazione molto interessante, molto bella. Allora, torniamo adesso, andiamo verso l'altro argomento, torniamo un po' sull'argomento militare. Diciamo, della macchina militare. Ok. Bene, grazie, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questo temerario invito, perché non sono un esperto del periodo e quindi magari certe cose le ho lette e le interpreto con gli occhi di un modernista. Allora, il mio intervento riguarda alcuni aspetti della macchina militare, in particolare quello terrestre, tra grosso modo la guerra di Chioggia e la pace di Lodi, la fine delle guerre lombarde, veneziane, fiorentine, insomma quel periodo piuttosto complicato che ha visto la penisola attraversata da eserciti che prima erano alleati, poi si combattono, poi tornano alleati, come insomma, è stato evidenziato ampiamente in precedenza. È mia intenzione anche cercare di
collocare il caso veneziano, se possibile, in un contesto, non voglio dire europeo perché non ne so nulla, però in un contesto internazionale che riguarda i cambiamenti militari che sono avvenuti grosso modo tra la metà del 3 e la metà del 400. Uno studioso americano, Clifford Rogers, ha definito rivoluzioni militari tardo medioevo, che poi farebbero da prodromo alla grande rivoluzione militare della prima età moderna, che permetterà agli occidentali di conquistare gran parte del mondo. Ma sto correndo un po' troppo, torniamo al tardo medioevo. Allora, Venezia ha come grande prima prova militare in questo periodo naturalmente la guerra di Chioggia. Sappiamo tutti, una guerra per cui se avessero potuto i veneziani e i genovesi si sarebbero azzannati alla gola per farsi fuori. Una guerra estremamente dura, feroce, che assume i caratteri di conflitti che si svolgono anche nell'Europa settentrionale. All'incirca dalla metà del 300 si nota in Europa settentrionale un inasprimento dei combattimenti. Sino al XII secolo, anche parte del XIII secolo, le cronache ci lasciano poche testimonianze di una gran quantità di morti sul campo di battaglia. Insomma, le battaglie venivano combattute tra cavalieri. Abbiamo presente tutti, no? I quadri rinascimentali dei cavalieri catafratti nella loro armatura, su cavalli. I fanti sono, se ci sono sullo sfondo, o i fanti appartengono a quei corpi, a quei cadaveri che si trovano sul terreno. Quindi questa è l'immagine classica della guerra rinascimentale. A ben vedere però alcune cose non sono proprio come quelle raffigurate, ad esempio nella battaglia di San Romano, con i cavalieri protagonisti. La guerra di Chioggia mostra un largo impiego di palestrieri. È una guerra anfibia dove molte imbarcazioni ovviamente vengono impiegate perché l'ambiente è la laguna, ma sono imbarcazioni anche pesantemente armate. Varie tipologie di barche vengono armate con bombarde, le quali poi vengono poste a terra per attaccare luoghi fortificati, la città di Chioggia e così via. Insomma, con l'occhio dello storico militare, diciamo del tardo Rinascimento, la guerra di Chioggia si mostra quasi come una anomalia, ma era veramente un'anomalia. I protagonisti della guerra di Chioggia, anche perché non poteva essere diversamente, sono i fanti, armati di balestra, una balestra che è un'arma micidiale. Così come nel nord Europa, anzi direi tra le fila dell'esercito inglese, i fanti più pericolosi per i cavalieri francesi sono i gallesi armati di arco lungo che raggiunge più o meno la lunghezza di 1,80 m. Quindi bisognava avere una certa forza, e questa forza si acquisiva sin dalla più tenera età con l'addestramento per la caccia, attraverso il gioco eccetera, ma poi anche per la guerra. 1,80 m di arco da tendere
per scoccare una freccia che è in grado di attraversare le corazze ancora leggere dei cavalieri richiede molta forza. In Italia invece in un ambiente diverso, in un ambiente culturale diverso, l'arco da noi non è mai stato così come diversamente nel Galles, non è stata l'arma dei fanti. L'arma dei fanti nel 300 è la balestra, che ha un impatto notevole, e non a caso man mano che la balestra viene usata sui campi di battaglia, le corazze dei cavalieri si devono diventare più spesse. Ci sono testimonianze contraddittorie sulla capacità di un dardo scottato da una balestra di penetrare o meno una corazza, però diciamo che non sarebbe stato semplice per i cavalieri trovarsi di fronte gruppi di balestrieri che, se ben addestrati, sarebbero stati in grado di sviluppare uso il termine fuoco continuo, alternato tra linee, per scoccare le frecce contro i cavalieri. Quindi la guerra di Chioggia mostra delle sensibili, secondo me, delle significative innovazioni, sia per quanto riguarda le armi, sia per quanto riguarda l'impiego di quelli che noi consideravamo i classici guerrieri dell'epoca, cioè i cavalieri, sono i fanti. Tra metà 300 e gli anni 20-30 del 400 si verificano alcune innovazioni anche nel campo dell'artiglieria. Vengono migliorati i processi di fusione dei cannoni, si inizia a usare le ruote per trasportare i cannoni, che presentano anche delle canne più lunghe e quindi una velocità di uscita della palla, del proiettile più elevata. Vi è anche un miglioramento nella fabbricazione della polvere da sparo, che diventa, come dire, meno pericolosa che nel passato. I tiratori di armi da fuoco sino agli inizi, alla fine del 4, agli inizi del 500, erano uomini che correvano enormi rischi. Se miravano al nemico, chi correva rischi era il tiratore, non l'obiettivo. Progressivamente ci fu un miglioramento nelle tecnologie per cui finalmente i tiratori riescono a sparare in maniera efficiente nei confronti del nemico. Quindi una crescente presenza di fanti e un miglioramento nella tecnologia dell'architettura prepara il terreno per ulteriori innovazioni che si verificheranno tra 4 e 500. Si tratta di un processo non lineare, ma per usare sempre i termini di Clifford Rogers, un processo punteggiato, cioè caratterizzato in alcuni momenti da una serie, un grumo di innovazioni fra 3 e 400 e poi tra 4 e la metà del 500 per quanto riguarda la trasformazione delle difese con un passaggio delle fortificazioni da alte e sottili a basse e spesse. Basta vedere Padova, Treviso e così via. Sigenzia conosce tra la guerra di Chioggia e la metà del 400 dei significativi mutamenti in
sotto vari punti di vista per quanto riguarda l'esercito da terra. Nel 1404, a fine 300, inizi 400, il numero di cavalieri che il governo veneziano arruola è abbastanza limitato. Poche centinaia di cavalieri, tanto per controllare la situazione nella vicina terraferma, far fronte ad alcune minacce, e sono soprattutto cavalieri che vengono reclutati per un breve periodo, di solito 4 mesi di servizio attivo più 2 mesi di rispetto, cioè in aspettativa. Se c'è bisogno ti richiamiamo. Se ci spostiamo di qualche decennio, a metà 400, la situazione è completamente diversa da questo punto di vista. Si è costituito un forte nucleo permanente di cavalleria che ruota attorno ai condottieri, come abbiamo visto, che sono dei veri e propri punti di riferimento non solo per il governo naturalmente, ma per i soldati stessi. La compagnia è una sorta di, talvolta viene usato il termine familias, di uomini che sono legati al proprio condottiero o al proprio caposquadra da legami di parentela, da legami di clientela, da legami di origine geografica comune. Per lo più vengono non tanto dalle campagne, ma dalle città. Almeno l'analisi sociale, una bellissima analisi sociale della compagnia di Micheletto a Tendolo, negli anni 40 del 400, mostra che non sono contadini quelli che militano nella compagnia di Micheletto, ma è per lo più personale che viene reclutato dalla città, ma che ha forti legami con i capisquadra e con i vari, come dire, subcondottieri. Inoltre il contratto che lega il governo ai condottieri è di lungo periodo e questa relazione viene, come è stato già detto giustamente, rafforzata con la concessione di fringe benefits e così via. Vediamo un po' di numeri adesso. Sarò noioso, ma la materia è questa. Dopo lo sarà ancora di più, quindi non rattristatevi troppo presto. Allora, una premessa. I numeri sono l'esattezza dei numeri è un principio quasi sconosciuto, non solo agli uomini del Medioevo, ma anche della prima età moderna. È molto difficile trovare alla fine di operazioni di addizione, di sottrazione, un risultato esatto. Quindi c'è una concezione del numero che è molto diversa da noi, che siamo figli, come dire, dell'epoca della statistica iniziata all'incirca la metà Settecento, quando i governi hanno iniziato a chiedere numeri esatti per quanto possibile. Per cosa? Per cercare di attuare una loro politica fiscale, anzitutto. Prima c'erano esigenze di politica fiscale, sapere quante persone possono essere tassate, per quanto denaro e così via, ma c'era molta più, come dire, elasticità rispetto al secolo dei lumi e successivamente. Comunque, nel 1426 alcuni trattati interstatali prevedevano che Venezia dovesse mantenere, in caso di guerra, 8.000 cavalli. Cosa significa 8.000 cavalli? 8.000 cavalieri? No. 4.000 combattenti e 4.000 aiutanti? Molto probabilmente. Ma non è chiarissimo. Diciamo che non sono gli 8.000 che Venezia può schierare armati di tutto punto. Mentre
i 3.000 fanti sono 3.000 fanti. Quindi non è un rapporto 8.000-3.000, ma è un rapporto probabilmente attorno ai 4-5.000 a 3.000. Quindi c'è una percentuale di fanti che non è da sottolineare. È interessante anche il fatto che in tempo di pace i trattati prevedevano anche che Venezia fosse in grado di mantenere 3.000 cavalli, diciamo 1.500 combattenti, e 1.000 fanti. Però già c'è una questione che toccherò poi alla fine. Ho detto in grado di mantenere. E come si mantengono queste truppe? Col denaro. E vedremo che anche questo, anche per il periodo tardo medievale, il denaro è la linfa degli eserciti. È interessante notare che a fronte di questo trattato del 1426, con le quantità teoriche di cavalieri e fanti, abbiamo una testimonianza coeva, che ci dice che a primavera, quando si inizia la guerra, bisogna essere solo russi per pensare di iniziare la guerra in Ucraina a febbraio, o si è certi che il governo sarebbe caduto al rumore del primo carro armato che avrebbe attraversato il confine. È l'unica spiegazione, più politica che militare, ma mai ovviamente si inizia una guerra col freddo. Poi il freddo arriva se non si finisce rapidamente, ma questo è un altro discorso. Siamo ad aprile-maggio, si stanno ingrossando le fila per la campagna di primavera. Insomma, la primavera, oltre alle rondini, porta soprattutto soldati. Ebbene, ci sono 2600, più o meno, 2600 lance al servizio veneziano. Abbiamo visto che una lancia, che è l'unità tattica di base degli eserciti medievali, è costituita da il cavaliere, l'uomo d'arme, quello catafratto, bla 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 bla, con altri un paio di uomini che lo coadiuvano e 1 o 2 servitori. Quindi è una piccola famiglia che ha una sua autonomia al servizio di questa macchina da guerra che è l'uomo d'arme, corazzato. Il cavallo deve essere adeguato, c'è una grande differenza tra cavalli all'interno della lancia. È un cavallo grosso, quello dell'uomo d'arme, con questo cavaliere catafratto che, lanciato al galoppo, non è facilissimo fermare, non è facilissimo, che induce terrore tra i fanti. Bene, 2600 lance bisognerebbe moltiplicarlo per, diciamo, 2 combattenti, sono 5200 uomini combattenti rispetto alle stime di 4000. E però molto più chiaramente la differenza in questo caso a favore della realtà rispetto alla teoria sta negli fanti. Oltre 4.000 uomini, 4.150 uomini, 4.150 fanti rispetto ai 3.000 previsti dai trattati. Quindi vedete c'è una forte attenzione sulla componente fanteria, quella che noi vediamo sempre sullo sfondo dei nostri quadri di Palucello e di altri famosi del Rinascimento. Una dozzina d'anni dopo, in altri numeri, trattati sempre stipulati tra i vari stati, i governi italiani prevedevano che Milano avesse 19.750 cavalli, Napoli 17.600, al terzo posto Venezia 16.200. Questo grosso modo è la classifica delle maggiori potenze, teoricamente maggiori potenze militari italiane negli anni 30 del 400. Milano
Milano è l'ambiente naturale per qualsiasi condottiero. Anzitutto c'è un duca e non una repubblica. Ora, è molto più facile ovviamente intrattenere legami clientelari, informali col duca, anche se poi si dipende dal volere, dalla discrezionalità del duca per avere più denaro, più soldi o altro. È molto più difficile intrattenere simili legami, che sono presentissimi, con un ceto dirigente di formalmente uguali e con un ceto dirigente che spesso si avvicenda nelle principali cariche di governo. Molto più complicato, anche se poi Venezia si dimostrerà per i condottieri certamente più affidabile rispetto a Milano. Però è un elemento secondo me importante, cioè considerare la differenza costituzionale nel rapporto con i condottieri. Ora passiamo agli aspetti più noiosi. Vi parlerò di salari, molto rapidamente. Quanto era pagata una lancia? Perché la lancia è anche un'unità di pagamento. Molto poco. Non è semplicissimo e non voglio tediarvi con delle equivalenze che non hanno molto senso. Vi darò solamente un'immagine dinamica. Allora, negli anni 70 del 300, poniamo che una lancia a servizio di Venezia e Firenze fosse pagata 100. E facciamo anche finta che anche un manovale edile fosse pagato 100. Agli inizi del 400 il salario veneziano, sempre per la lancia, sarebbe passato a 93. Il salario per una lancia fiorentina 70 e il salario del nostro lavoratore edile 99. In questo caso era meglio essere un lavoratore edile. Una trentina d'anni dopo, nel 30-39, 68 a Venezia, 46 a Firenze, la paga per una lancia è crollata, 98 per il nostro manovale edile. Metà 400, 1450-59, abbiamo 58 per Venezia. Anche qui c'è stata una crescente diminuzione dello stipendio per l'unità di cavalleria di base. 38 per Firenze, mentre il salario del nostro manovale edile va a 84. In questo caso il settore civile, se noi volessimo generalizzare, il settore edile tiene molto di più all'andamento dei prezzi, eccetera, rispetto a quello che si verifica sul mercato militare. Ho qui parlato naturalmente tutte le monete, bla bla bla, vi risparmio. È chiaramente evidente che il soldato viene progressivamente pagato, il cavaliere viene progressivamente pagato di meno. Perché? Allora, un economista direbbe perché c'è stato un allargamento del mercato e un mercato più efficiente tende a premiare solamente i migliori. Quindi quelli che rimangono in questo allargamento del mercato probabilmente sono i migliori, ma c'è nello stesso tempo un aumento della domanda
non offerta di lavoro, ma domanda di lavoro da parte di molte più persone, e quindi c'è un abbassamento della paga per i nostri cavalieri, che sono meno specializzati rispetto al secondo 300. Potrebbe essere un'ipotesi, ma mi fermo qui alla soglia di un discorso complicato. Passiamo all'ultimo punto, sul piano finanziario. Non abbiamo moltissimi dati per la finanza veneziana, diciamo dell'epoca di Francesco Foscari. C'è un accenno nel 1453. È interessante perché è un periodo l'ultimo, insomma, sostanzialmente impegno militare che porterà poi alla pace di Lodi. 550.000 ducati vengono spesi per il mantenimento dell'esercito. È una somma enorme. Considerate che si può stimare un'entrata complessiva della Repubblica in circa 800.000, 1 milione. Allora, grosso modo, oltre la metà delle entrate viene spesa nell'esercito di terra, più altri 120.000 ducati per la flotta. Quindi sono 770, 800.000 ducati. Pressoché tutte le entrate, diciamo, ordinarie vengono devolute alla macchina militare, ed era ovvio. Qual è la funzione dello Stato in antico regime? La difesa dell'ordine interno e la difesa, se non l'allargamento, possibilmente, dei confini. Quindi la guerra, il warfare state. Poi, un gioco di parole, si passerà al welfare state fino all'800, l'ultimo quarto dell'800, ma a vedere alcuni bilanci non sono proprio convintissimo che il welfare sia ancora la cifra che caratterizza la finanza pubblica di alcuni stati. Allora, un sacco di denaro speso per la guerra, e quindi come si può avere la speranza di vincere sull'avversario? Non con chi ha le armi migliori, gli uomini migliori, ma con chi rimane con l'ultimo ducato spendibile per avere altri soldati. Ed è qui l'arma che non è segreta, l'arma finale della Repubblica di Venezia rispetto al Stato di Milano, al Ducato di Milano, e rispetto ad altri stati. La forza della Repubblica stava nella propria finanza, non ordinaria, quello anche gli altri, ma straordinaria, cioè debito pubblico che veniva raccolto anzitutto tra i cittadini contribuenti di Venezia, e che rappresenterà qualche decennio lo strumento più flessibile ed efficace per affrontare gli impegni militari. Ma poi entriamo in un altro settore, e già questo è già troppo per quello che vi volevo dire. Grazie per la vostra attenzione. Quindi la signora Montemezzo, grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere rimasti fino all'ultima relazione. Ringrazio per l'invito, nonostante io sono di Venezia da molti anni, è la prima volta che parlo a Venezia delle mie ricerche, quindi sono molto emozionata. Allora applaudiamola subito. Grazie mille. Per quanto riguarda la mia presentazione, oggi parleremo stasera, come ultima presentazione, di economia, guardando all'economia con lo sguardo delle aziende veneziane del 400.
Vedremo come questo si connette anche ai Foscari, non sono completamente fuori argomento, ma partiamo. Parlare di Venezia nel Medioevo ci porta direttamente nel cuore del Mediterraneo dell'epoca, che era poi il più grande e complesso mercato di intermediazione del tempo, dove le potenze cristiane e le potenze islamiche si scontravano, negoziavano e facevano affari. E in questo sistema Venezia brillava in modo particolare. Ma perché? Cosa rendeva Venezia così straordinaria, così diversa magari anche da altre città? Beh, a Venezia si trovava un'ottima armonia tra l'intervento istituzionale, quindi l'intervento pubblico a sostegno dell'attività commerciale, e la capacità dei mercanti di manovrare il capitale con destrezza, valutando bene rischi e benefici. Questo equilibrio fu uno dei tratti distintivi della città nel XV secolo, che di fatto diventa un laboratorio che ci dà lezioni sull'arte di fare affari in un mondo che era in continua evoluzione. Il successo dei mercanti veneziani nel commercio tra Asia e Europa ha posizionato Venezia come una delle principali vie d'accesso all'Oriente, sia durante il Medioevo che poi anche per la prima età moderna. E già a partire dal XIII secolo i veneziani giocano un ruolo chiave nel commercio, soprattutto su lunga distanza, per quanto riguarda il segmento naturalmente che va dal Medio Oriente fino all'Europa. E di fatto ha consentito l'approvvigionamento di spezie orientali, stoffe pregiate, pietre preziose per l'Europa, ovviamente non tutta l'Europa, ma chiaramente le classi agiate europee. E al contempo ha permesso l'esportazione di manufatti europei, minerali in primis, o stoffe, per esempio, stoffe di lana. E in questo contesto le stoffe di lana rendono evidente l'importanza della terraferma, quindi della conquista voluta da Francesco Foscari, perché se all'inizio del 400 le stoffe che vengono esportate sono quelle di fatto dell'industria veneziana, cioè quella letteralmente cittadina, dalla fine del 400 e poi dal 500 le stoffe che vengono esportate sono quelle sì veneziane, di terraferma, quindi Padova, Vicenza, fino a Brescia, Feltre. E vediamo dunque come la terraferma diventa parte di quel circuito commerciale internazionale grazie proprio alla conquista fatta da Venezia. In questo sistema il XV secolo è un po' l'apice del successo per la Serenissima. Il ciclo di scambio tra Europa e Asia era ben strutturato e mantenuto operativo attraverso il frequente intervento del governo, soprattutto nelle relazioni con le altre potenze. I meccanismi commerciali erano regolati dalla ciclicità garantita dalla navigazione di Stato, e poi la vedremo nel dettaglio, dai grandi flussi di merci che invece erano movimentati dalla marina privata, dalla marina commerciale privata, e da un sistema legislativo che era orientato alla massimizzazione dei profitti e dalla tutela dei mercanti internazionali, che rendono quindi Venezia il centro di intermediazione per eccellenza. Allo stesso tempo non possiamo dimenticarci dell'arsenale. L'arsenale veneziano è una delle principali protoindustrie europee, assieme a Bologna, che in Italia è un'altra per la produzione della seta, ed è in grado di soddisfare le esigenze sia dello Stato in caso di guerra, per esempio, ma anche del sistema mercantile privato. Non è un caso, ad esempio, se ancora alla fine del Cinquecento, quindi facciamo un passo in avanti, nel 1584, Venezia rischia di diventare la responsabile dei commerci di pepe tra Lisbona e l'India per volontà di Filippo II, e solo all'ultimo sfuma questo accordo. E nel cuore di questo mosaico quattrocentesco, di un mondo commerciale così bello e così variegato, si staglia una figura particolare, e naturalmente sono le aziende mercantili. E oggi voglio guardare al mondo commerciale veneziano attraverso i loro occhi, e desidero che focalizziamo la nostra attenzione su queste entità fondamentali che, come vedremo tra poco, hanno saputo abilmente competere sui dinamici mercati internazionali. Queste
queste aziende, soprattutto a Venezia, restano ancorate un po' più a lungo che altrove, lo vedremo tra poco, a una struttura un pochettino più tradizionale e rappresentano un interessante contrasto invece con quanto avviene altrove, e anche questo lo menzioneremo tra poco. Il loro successo però era insidiato naturalmente dalle sfide del contesto internazionale e dall'evoluzione dei modelli di impresa che vi ho appena menzionato, che vedremo tra poco. E per questo risulta essere un modello assolutamente degno di analisi, anche perché di fatto è un testimone della resistenza, o come si dice ora, della resilienza, dell'ingegnosità della Venezia mercantile del XV secolo. Ovviamente, parlando di imprese, è fondamentale avere un approccio pragmatico e quindi usare dei casi studio. Ora, tra i casi studio che ho avuto modo di analizzare negli altri, dalla fraterna Michela alla Bembo per la seconda metà del 400, oggi ne voglio mettere in risalto una, ed è la fraterna di Giovanni di Marco Foscari, per la quale abbiamo documentazione rispetto al suo operato soprattutto per gli anni 60 del 400. Ora voi direte, siamo qui a parlare di Francesco, chi è Giovanni? Beh, Giovanni era il nipote del doge Francesco ed era il figlio di quel fratello Marco, il procuratore, che tanto gli era stato vicino nei momenti finali del dogato. Ma Giovanni è anche il padre di Marco Foscari, giocatore di rilievo nelle relazioni con il papato a inizio 500, e qui non dirò una parola in più perché in sala abbiamo chi è molto più esperto di me sull'argomento. Ora, Giovanni non fu un grande attore della scena politica veneziana, anzi non lo fu praticamente per nulla, e non sembra nemmeno essere la persona da cui il figlio Marco ereditò quell'egocentrismo e quella spregiudicatezza che gli hanno permesso poi l'ascesa politica. E della sua attività non abbiamo un'enormità di documentazione, abbiamo qualche lettera commerciale che fortunosamente si è conservata, ma soprattutto abbiamo 2 registri di 2 suoi viaggi fatti verso le Fiandre negli anni 60 del 400. Ora, questi 2 libri sono editi e sono onorata di essere stata io quella che l'ha fatto per la Malcontenta nel 2014. E con orgoglio posso dire che hanno avuto un gran successo anche tra molti colleghi all'estero che li hanno usati molto, citati meno, ma usati molto. Ma torniamo a noi. Giovanni, come vi dicevo, è quello che calcisticamente era un mediano probabilmente, perché era un ottimo rappresentante per questo motivo del mercante medio veneziano, di famiglia nobile, altrimenti nel 400 al commercio internazionale non si poteva avere accesso, con ottime risorse familiari e con buone alleanze, con ottime risorse familiari in termini economici, con buone alleanze. Per alleanze io parlo precisamente di alleanze matrimoniali. Infatti Giovanni si sposa con Paola Gritti, figlia di Triadano, che è una delle figure più in vista del 400 veneziano. Inoltre Giovanni è dedito al commercio per la propria azienda familiare ed è quello che vedremo oggi. Ora, da dove viene l'interesse per il commercio della famiglia Foscari? Qui sarò breve perché Beppe ne ha già parlato all'inizio. L'interesse della famiglia Foscari per il commercio ha radici piuttosto profonde e che affondano anche nel loro insediamento a Venezia. La situazione per la famiglia cambia alla fine del XIII secolo, inizio del XIV. E la parte interessante, diciamo, soprattutto di questa prima fase è che tengono comunque un grosso interesse in terraferma nonostante i successi mercantili, come diceva Beppe, con la tenuta di Zelarino, il feudo, e con l'acquisto avvenuto proprio nella seconda metà del 400 di territori a Padova, tra i quali i Giardini dell'Arena, che sono umidi, verissimo, però sono anche un investimento estremamente intelligente. Perché? Perché si trovano nella zona delle porte contadine, praticamente direttamente collegati per via fluviale alla laguna e a Venezia. Quindi da un punto di vista mercantile è estremamente intelligente come scelta. Le prime generazioni di Foscari orientano i loro commerci soprattutto verso il Medio Oriente, come è tradizione, e sono coinvolti nel commercio con il mondo musulmano e bizantino.
Tuttavia, proprio con la seconda metà del 400, con Giovanni, quindi con colui che non può fare carriera politica perché, insomma, dopo lo zio i Foscari sono dovuti rimanere un tantino calmi a livello politico, cosa fanno? Ampliano i loro orizzonti commerciali, abbracciando sempre di più anche gli scambi europei. Questo cambiamento sembra essere influenzato dalla loro stretta relazione con la famiglia Gritti di cui parlavo prima, e in particolare con Triadano, ma rientrava probabilmente anche in una strategia, in una mossa strategica che voleva approfittare del commercio circolare tra Oriente e Occidente, evitando quelle intermediazioni che avrebbero fatto lievitare i costi di intermediazione e di conseguenza diminuire i profitti. Ma facciamo una breve nota su Triadano, dato che l'abbiamo menzionato tanto. Triadano Gritti aveva una notevole esperienza nei commerci con il Nord Europa e aveva legami con i mercanti tedeschi grazie alla sua posizione al fondo con i tedeschi. E la parentela tra Foscari e Gritti si rivelò estremamente vantaggiosa, soprattutto per Giovanni Foscari, quindi quello più giovane, che dopo il matrimonio con Paola ottiene appunto l'appalto per 2 volte delle galere per le Fiandre, di cui io parlavo prima, di cui abbiamo i registri. Una regione che diventerà cruciale per i suoi affari, come lo era per quella del suocero. Questa espansione degli orizzonti commerciali di Giovanni Foscari, facilitata appunto dalla connessione familiare con Gritti, riflette una dinamica piuttosto interessante nell'evoluzione delle attività commerciali veneziane del periodo e testimonia l'importanza appunto di avere familiari che potessero darti accesso a certi mondi commerciali. Le aziende dell'epoca, infatti, soprattutto a Venezia, avevano come fondamento essenziale l'unità familiare, insomma la fraterna. E questo rimaneva vero anche se a partire dal XIII secolo la struttura delle compagnie coinvolte nel commercio internazionale stava evolvendo, e questo soprattutto penso alla Toscana, per esempio. Perché? Perché proprio quelle compagnie coinvolte nel commercio internazionale cominciavano ad aprire filiali all'estero. Insomma, una sorta di holding, se vogliamo così definirla. Mentre per esempio a Venezia si mantiene la struttura invece dell'azienda familiare e si affida parte delle decisioni a fattori o agenti su piazze estere, ma il centro decisionale rimane solo e unicamente Venezia. Insomma, il panorama aziendale mantiene a Venezia una certa staticità. Ora, questo tipo di impresa si basava su un'idea, e cioè che i soci dovevano essere familiari e che abitavano sotto lo stesso tetto, ok? Tutti che abitavano nella stessa casa. E aveva ovviamente senso nel momento in cui non si voleva dividere la ricchezza e l'eredità, cioè si voleva mantenere il patrimonio intatto. E come dicevo, per il commercio oltremare si faceva affidamento su fattori o agenti. Questi potevano essere membri del nucleo familiare più stretto, quindi figli o fratelli, oppure rientrare in una cerchia di persone legate da parentela acquisita, quindi potevano essere per esempio i cognati, oppure più lontana, come i cugini, o semplicemente di amicizia, di affinità. Ma la domanda che rimane un po' aleggiante è: bastano 2 viaggi in Fiandra per poter parlare di espansione di un orizzonte commerciale di un'impresa? Beh, andiamo a vedere. I registri di cui parlavo prima ci offrono un affascinante quadro dei diversi contatti intrattenuti da Foscari durante i suoi viaggi. Ora, nel primo periodo, nel primo viaggio, quello del 1463-64, Foscari ebbe rapporti commerciali con 148 individui diversi e tutti nominati per nome. In questo caso dai conti escludo quelli per cui io non ho il nominativo e potrebbero essere anche la stessa persona per quanto ne sappiamo. Questa rete si allarga decisamente 4 anni dopo, quindi in occasione del suo secondo viaggio, passando da 148 a 255 contatti registrati. Ora vi faccio vedere la rete, qui purtroppo si vede perché è piccolino, ma l'unica cosa che mi interessa che vediate è come nel primo viaggio, ad esempio, noi abbiamo sì la rete di contatti, cioè le persone che entrano in contatto con Foscari, che è il punto rosso, ma abbiamo 2 isolette, diciamo così.
Ora, quelle due isolette sono una il console di Bruges e l'altro i Gritti. Quindi possiamo vedere come di fatto Foscari avesse sì persone con cui entra in contatto, ma parte della rete era proprio fornita dal console di Bruges, di cui parleremo dopo, e dalla sua rete familiare. Mentre nel secondo viaggio, se guardate, la rete attorno a Foscari è molto più densa, cioè io a questo punto dopo 4 anni ero riuscito a consolidare quanto aveva fatto durante il primo viaggio e ad aggiungere contatti. In tal senso, alla domanda è vero, cioè si può con 1 o 2 viaggi consolidare una rete? Beh, di fatto sì, soprattutto se consideriamo che questi viaggi duravano 1 anno, cioè la mobilità di oggi, che sia nell'ultimo secolo, naturalmente non è minimamente comparabile, cioè questi partivano a luglio e arrivavano a Bruges a ottobre-novembre se andava bene. Quando andava male, come capita per esempio alla Cocca Querina di inizio 400, si finisce in Norvegia. Fondamentale, come dicevo prima, per il commercio, soprattutto sulle piazze estere, potevano essere i consoli, come vi ho detto prima, col console che è uno dei network che vediamo lì di Bruges, potevano essere i patroni delle altre galere. Per esempio nel caso di Foscari noi abbiamo il più esperto Domenico Trevisan, che agisce come mediatore, quindi lo mette in contatto con la sua rete, condivide i contatti della sua rete, oltre agli intermediari locali. Ora, per quanto riguarda Bruges, gli intermediari locali sono fiamminghi. Sono fiamminghi che generalmente parlavano veneziano, perché erano persone deputate dallo Stato ad agire come intermediari. E cioè Bruges, come Venezia, se un mercante straniero andava lì, era obbligato ad agire tramite un intermediario fornito dallo Stato. In Inghilterra invece era diverso. L'Inghilterra, soprattutto a Londra, è un mercato non ancora del tutto sviluppato, del XV secolo, in mano soprattutto ai toscani per l'esportazione di lana, e di fatto lì tutti gli intermediari che i veneziani utilizzano sono veneziani residenti lì. Quindi non c'è una struttura ricettiva, diciamo, stabilita dallo Stato, come accade a Bruges invece, che permetta ai mercanti che viaggiavano lì e stavano lì 1 o 2 mesi, appunto, di entrare in contatto con le reti locali. Ma facciamo un altro passo. Abbiamo parlato di Giovanni Foscari, ma in che contesto agiva Giovanni Foscari? Cioè, qual è il contesto politico / economico, perché naturalmente le due cose non possono essere scisse del tutto, a Venezia nel 400? Beh, la situazione politica sarà estremamente breve. La situazione politica di inizio 400, come abbiamo visto, come ci hanno parlato, è problematica per Venezia soprattutto sul fronte interno e sul fronte italiano. Naturalmente, dopo il concentrarsi sulla conquista della terraferma, i problemi con la Toscana, con Milano, insomma, rendono la vita del Doge Foscari parecchio movimentata. Per quanto riguarda invece il commercio e la grande ostilità con Genova, la battaglia di Modone del 1403 segna di fatto la fine delle grandi ostilità tra le due città marittime, e soprattutto mette in chiaro a tutti che Venezia non avrebbe più tollerato atti di pirateria a danno delle proprie galere, e cioè era disposta letteralmente una guerra pur di preservare le proprie vie commerciali marittime. E la stazione di fine 400, cioè scusate, nella seconda metà del 400, invece lascia per un momento, se non altro, parte delle problematiche italiane, appare più complicata a livello di relazioni internazionali, soprattutto con il Levante, perché ovviamente abbiamo la conquista di Costantinopoli da parte ottomana, e da questo punto di vista il governo impegna considerevoli risorse per mantenere i propri commerci nell'area, cercando instaccabilmente trattati. Ora, Venezia è una di quelle città che continua a cercare trattati, anche con Bruges, a differenza per esempio di Genova o di Fiorentini, ogni 30-40 anni c'è un nuovo trattato commerciale, cioè Venezia è maniacale da questo punto di vista, e per noi storici è una bellezza perché ci rimangono questi trattati. I problemi con gli ottomani però non iniziano all'arrivo a Costantinopoli, ok? Iniziano molto prima, basti pensare alla battaglia di Gallipoli del 1416, avvenuta di fatto quasi per un fraintendimento di una missione diplomatica voluta da Tommaso Mocenigo, che ci ricordiamo molto orientato al mare, allo stato d'Amar,
è affidata a Pietro Loredani, che viene appunto fraintesa, non si capiscono bene le comunicazioni, insomma finisce in battaglia, i veneziani vincono la battaglia, decapitano i nemici che hanno catturato e per il momento tutto si ferma lì con gli ottomani. Però negli anni successivi, diciamo, comunque seguono sforzi diplomatici che però non poterono evitare in alcun modo quella serie di momenti altalenanti tra pace e guerra che avrebbero caratterizzato i 2 secoli successivi. Tanto che nel 1463, quindi l'anno in cui Giovanni Foscari parte per la prima volta per le Fiandre, scoppia la prima guerra veneto-turca, che dura poi fino al 1479. Questo conflitto, come i successivi, pone alla prova le capacità diplomatiche della Serenissima e di fatto queste guerre divengono catalizzatrici della graduale erosione dei possedimenti veneziani oltremare, che alla fine inevitabilmente passano in mani agli ottomani. Ora, nonostante il confronto sia sempre stato, quasi sempre stato, favorevole ai turchi, che avevano chiaramente immense risorse per dedicare alla guerra, non si è mai giunti all'annientamento delle 2 potenze. E questo è naturalmente anche per l'importanza che Venezia ricopriva a livello commerciale, cioè gli ottomani, soprattutto all'inizio, non possono privarsi di Venezia come partner per il commercio con l'Europa. D'altronde l'Europa è il più grande consumatore dei prodotti che vengono proprio dal Levante. E da questo punto di vista c'è del lato positivo. In realtà dopo la conquista ottomana, che si conclude poi nel 1517 con Siria ed Egitto, per Venezia le cose diventano paradossalmente più facili che non nel rapporto con i Mamelucchi nel 400. Quindi in realtà poi sul lungo termine le cose da un punto di vista commerciale non vanno nemmeno così male. Ma abbiamo detto Venezia, uno stato creato e basato sul commercio internazionale e sul ruolo di mediatore tra continenti. E in questo caso le ragioni politiche ed economiche, come abbiamo detto, sono sempre interconnesse, in cui ovviamente le scelte di natura mercantile sono importantissime per Venezia ed hanno un diretto impatto proprio sull'attore principale, cioè le aziende mercantili. E nel momento in cui il governo andava a privilegiare, ad aiutare le aziende mercantili, che poi ricordiamocelo, nel 400 sono la stessa classe nobiliare, stiamo parlando delle stesse persone, hanno un obiettivo primario e sono creare flussi commerciali che coprissero l'intero bacino mediterraneo e verosimilmente entrassero poi in Atlantico. E questo ambizioso obiettivo mirava ad avere un facile e regolare scambio di prodotti e una rapida rotazione degli affari, che avrebbe naturalmente consentito un veloce investimento dei capitali. E per raggiungere questo scopo Venezia ha sviluppato una rete mercantile solida, ha imposto regole mirate a consolidare la posizione strategica, perché naturalmente l'obiettivo chiave era rafforzare la propria egemonia e garantire il più ampio mercato possibile alle proprie merci. E in questa prospettiva va considerata l'iniziativa del Senato veneziano di investire nel sistema di galere di Stato su cui Giovanni Foscari naviga. Questo investimento permetteva un controllo piuttosto rigoroso sulle rotte di navigazione, che potevano essere ritenute strategiche sia per ragioni naturalmente economiche, ma anche per ragioni politiche. Per esempio, la muta del traffico, che praticamente costeggiava il Nord Africa, fu mantenuta attiva su richiesta dei potentati locali per ragioni esclusivamente, squisitamente politiche. Venezia non aveva un gran bisogno di quella linea commerciale pubblica. Ma cosa controllava il governo su queste linee? Cioè una galera di Stato, perché noi diciamo che era controllata dal governo? Beh, perché il Senato stabiliva i tempi di navigazione, le merci da trasportare, quindi il range, diciamo, di la tipologia, i porti e i mercati che si sarebbero dovuti toccare durante la navigazione, la lunghezza delle soste, nonché la regolarità delle partenze e dei flussi. E questo naturalmente è fondamentale soprattutto per i mercati finanziari, per mantenere stabile anche i valori, sia i prezzi che i valori della moneta. La volontà di sostenere questo sistema delle galere era talmente forte da spingere il Senato ad approvare doni, che sono letteralmente regali fatti in sede d'appalto, sempre più alti, soprattutto in coincidenza con i conflitti armati, chiaramente. Ma facciamo un esempio, pensiamo all'appalto per le galere di Fiandre, appunto quelle che Giovanni Foscari poi si è aggiudicato. Allora, per il primo viaggio
Giovanni paga appena 70 ducati, è una cifra veramente irrisoria per quello che poi lui avrebbe trattato durante il viaggio, ma meno di lui pagano gli altri 3 patroni che pagano 1 ducato. E quant'è il dono su questo viaggio? 4.600 ducati, una cifra veramente alta. 4 anni dopo cambia la situazione. Siamo in un momento in cui i mercati levantini cominciano a chiudere, quindi comincia a esserci un problema di approvvigionamento di spezie, sete, stoffe e tutti naturalmente i prodotti che venivano dall'est. Questa chiusura dei mercati levantini naturalmente rende più appetibile la rotta occidentale, perché chiaramente se un mercato non è aperto almeno si trova ad andare nell'altro. E quindi cosa succede? I mercanti naturalmente sono spinti a spendere un po' di più e quindi abbiamo all'appalto il pagamento massimo di 200 ducati da tale Marco Giustinian di Nicolò. Il nostro Giovanni ne paga 180, gli altri 2 circa una sessantina. E in questo caso il dono resta comunque altissimo, addirittura aumenta, si va a 5.500 ducati. Questo naturalmente è un esempio giusto per far capire quanto il Senato è disposto a investire su queste linee, anche se non sempre poi avrebbero procurato tutto questo gran guadagno. Va sottolineato che il supporto istituzionale, perché di questo stiamo parlando con le galere di Stato, non si limitava alle navi e alla navigazione, ma andava molto oltre. E un primo elemento cruciale erano, e qui andiamo verso la fine, le figure consolari, che svolgevano un ruolo fondamentale nella mediazione con le autorità locali sui mercanti esteri. I consoli poi avevano anche altri ruoli, cioè trasmettere informazioni cruciali sia sui mercati che ovviamente sulla situazione politica, e fornivano un sostegno prezioso ai mercanti di origine veneziana operanti sui mercati esteri. Ora, guardate i documenti di Giovanni Foscari, quindi alla contabilità, noi vediamo per esempio che per quanto riguarda i pagamenti relativi alle spese, le registrazioni di conti, insomma ora dobbiamo vedere qualcosina, emerge il ruolo di Bartolomeo Zorzi. E come dicevo, chi era questo Bartolomeo Zorzi? Negli anni 60 è proprio il console a Bruges. Ora, che cosa fa Zorzi a Bruges? La sua mission, diciamo, è articolata. Quindi riscuotere le tasse, il cosiddetto cottimo, necessario per mantenere le attività del consolato, forniva assistenza ai mercanti veneziani e li introduceva alla vita cittadina, quindi forniva una sorta di rete d'appoggio per i mercanti che arrivavano lì, oltre a garantire la giustizia, cioè se 2 veneziani avevano un problema andavano lì e discutevano in tribunale consolare, il console era il giudice. Ma il suo ruolo andava ben oltre queste mansioni ufficiali, perché Zorzi diviene un vero e proprio alleato dei Foscari in questo caso. E si fa carico per esempio di garantire l'alloggio, come a Bruges nella piazza principale, quella del mercato, della borsa, scusatemi, c'erano la casa di fiorentini, la casa dei genovesi e la casa dei veneziani, e lì Foscari alloggia. Inoltre dà spazi per lo stoccaggio delle merci, questo naturalmente è fondamentale per non dover pagare un affitto per quelle merci. Inoltre agisce come intermediario e rappresentante degli interessi sia di Foscari che veneziani in generale dopo la partenza delle navi, quindi questi mercanti possono ripartire tranquilli, in questo caso verso Londra e l'Inghilterra, sapendo che merci e soldi sono in mano al console veneziano che li gestirà nel migliore dei modi. E Foscari annota tutte queste cose e annota proprio dicendo: io ho lasciato dei pagamenti in sospeso, li raccoglierà Zorzi. Quindi io non ho per esempio la chiusura di questi pagamenti, che sarebbe chiaramente arrivata a rientro di Foscari in patria quando riceve poi la lettera da Zorzi che lo conferma. Ma l'implicazione di Zorzi diventa ancora più evidente quando esaminiamo le transazioni finanziarie, quindi non solo quelle commerciali. In questo caso, per esempio, lui agisce veramente da intermediario. Ora, per la lettera di cambio, lui agisce sia come destinatario che come pagatore, per diverse operazioni, arrivando a circa, nel giro di 4 mesi, a 1.600 ducati, che è una bella cifra. Tutte poi per pagamento di merci, questo non c'era un po' il ritorno finanziario a Venezia. Inoltre figura come beneficiario di un pagamento da parte di Foscari che non è altro che un pagamento per i suoi servizi. Quindi, nonostante la legge non permettesse ai consoli di ricevere un compenso dai privati, di fatto poi i mercanti che li andavano facevano in modo di ripagarli per i loro servizi. Ma Zorzi fa ben altro.
agisce letteralmente come intermediario in compagnia con un altro veneziano, Girolamo Michiel, e di fatto contravviene a qualsiasi legge veneziana che vieta ai consoli di fare affari in proprio. Naturalmente queste leggi erano mirate a fare in modo che i consoli fossero figure che agivano in maniera quanto più integerrima e super partes possibile, però poi sappiamo che nella pratica di fatto quello che succede è proprio insomma sì, considerare le leggi ma usarle a proprio vantaggio se si poteva. E andiamo verso la conclusione perché è tardi e chi sono io per mettermi tra voi e il vostro aperitivo. Allora, abbiamo visto che l'assetto istituzionale della Serenissima è stato un po' un'eccezione nel panorama europeo. La struttura sociale veneziana ha portato lo Stato stesso, quindi composto da una classe patrizia mercantile, a istituire organizzazioni che proteggessero la stessa classe mercantile e promuovessero i suoi interessi, a differenza di altre realtà europee, in cui sono sviluppate poi delle corporazioni di mercanti a tutti gli effetti. E un esempio può essere, ad esempio, quello di mediatori, quelli imposti dal governo veneziano per gli affari internazionali, quindi le transazioni tra non cittadini, che non hanno formato una corporazione fino al 1497, rispondendo direttamente al governo veneziano. Insomma, Venezia era una culla in cui noi possiamo studiare tanto per quanto riguarda l'economia e il commercio. Un luogo dove la complessità dei mercati internazionali si intrecciava con l'abilità dei mercanti veneziani nel bilanciare l'intervento istituzionale da un lato con la capacità di manovrare il capitale e gestire i rischi dall'altro. E questi sono un po' i tratti distintivi della città. Una città che rimane per noi storici chiaramente affascinante e che mette anche fa anche vedere, soprattutto per il 400, come il ruolo delle aziende familiari rimanesse fondamentale e riuscisse comunque a battersela sui mercati internazionali, rimanendo realtà comunque più piccole e a gestione familiare grazie ai fattori e agli agenti, e mai diventando le holding che vediamo invece a Firenze e in Toscana fin dalla fine del 300. E quindi forse possiamo davvero usare Venezia come un luogo che ci dà lezioni sull'arte di fare affari in un mondo in costante evoluzione. Grazie.